Bella raga, tutti il raccomandone veneziano, siamo su F1, sto bestemmiando. Eccoci qua, eccoci qua. La 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 la. Operazioni preliminari. E vai. Ah, ciao Alexandro, me lo godo subito, il piccolo Alexandro. Allora, eccoci qua. Operazioni preliminari, come piacciono a Michelotto, perché Maurizio Michelotto è anche un maniaco sessuale compulsivo, quindi lo sappiamo che Michelotto è anche questo. Perfetto. Operazioni preliminari ultimate, bla bla bla. Ok. Andiamo sul tablet. Ok. Allora, salutiamo Alessandro, La Fogna, Darkstar, Mattia, Alessandro, Rocco, Dark, Lupa, Michelotto, Luca Spinello, ancora Michelotto e un po' tutti, insomma. Andiamo a scriverlo anche su la chat. Eh, Quindi ok, Paul Heyman l'assist, il gol la Fogna, penso la Fogna ha fatto anche il miglior gol, immeritato, la parata Mito. Ok, vabbè, la Fogna almeno ha un po' di fortuna, dai, la fortuna della Fogna. Ok, allora scriviamo, siamo in live. Ecco il presidente. Eh, non ti è arrivata la notifica? Come si fa? C'è qualche modo? Ora andiamo dalla fogna. Aspetta, andiamo. Perché veramente deve svegliarsi quest'uomo, eh? Deve assolutamente svegliarsi. Se devo pungolarlo per bene. Ho fatto così con Michelotto, ha funzionato. Se deve funzionare così anche col porco. Allora, vediamo. Dinamo, Kiev, dove cazzo sta? Forse l'ho già passata? Ma che cazzo? Sono tutte squadre turche. È talmente una fogna che non lo vedo più ormai. Ciao palla. Bravo Api, mi hai ascoltato. Bravo Api, così ti voglio. Questo è il bello. Deve essere un premio al massimo, non una normalità. Grazie, preferisco. Ma guarda che non trovo, guarda che non lo trovo. No, vuoi vedere che non era Dinamo Kiev? Ah no, ok, eccolo qua, c'è allora. Dov'è? Vai, vediamo. Schema di gioco. Cioè, non riesce a essere titolari neanche alla Dinamo Kiev. Cioè, guardatelo. Alex Beck, panchinaro, fisso. Bene, mi fa piacere. Ok, poi andiamo invece in Germania. Andiamo a vedere una persona sicuramente più forte. Me lo pungolo bene adesso il porco. Schalke 04. Allora, schema di gioco. Eccolo qua il nostro Dark, titolare. Eccolo qua, titolare Dark. E silenzio Fogna, e silenzio. Grande Dark, siamo contenti. Allora adesso per umiliarti al massimo, vediamo Pardo. Pardo è al Celtic. Allora, se Pardo è titolare, so cazzi veramente tuoi, eh. Vai. Nicolò Pardo, titolare del Celtic, incredibile, 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 incredibile signori. Andiamo a vedere informazioni competizioni, vediamo in Germania se magari da difensore ha fatto qualcosa Dark. Rasidoti, incredibile, grande Pardo, soddisfazione per Pardo che in una squadra comunque gloriosa fa il suo. E invece la Fogna è ridotta così. Vabbè, non possiamo pretendere gol, onestamente, da un difensore. Però magari può entrare nella miglior squadra.
Comunque, insomma, complimenti. Adesso andiamo a vedere l'Europa League, vediamo se almeno là ha fatto qualcosa. Classifica gol. Vediamo un po'. Cannistra 2 gol, comunque, complimenti. Villarreal, Montpellier, Tottenham. No, classifica assist. Allora, assist abbiamo, vediamo se magari qua ci ha stupito. Cannistra show, ragazzi, guardate quanti del Venezia, mamma mia. Cannistra sta giocando benissimo, sarà duro anche per Eyman. Vabbè, non c'è chiaramente. Tognin non esiste! Tognin non esiste. Ecco Giangrosso. E siamo proprio contro il Milan, la squadra del Cume. Il Cume non è in grande forma, ma in questo momento non può non giocare. Attenzione Eyman, crollo emaniano. Quindi abbiamo Cannistra e Alexandro in forma, Vencarelli, Daniel Andrew, però c'è Terence messo meglio. Charmi e Mito lampeggiano, tutto bene. Giangrosso, diamo un turno di riposo a Rodolfo. Ok, Bode, mancano ancora 7 settimane, sono quasi 4 mesi fuori. Ok, andiamo. Ah sì, giusto, è Barocco, la prossima vado in Giappone, ok, sì, scusa Barocco, scusami Barocchino. Scusa Barocchino. Benvenuti a un grande appuntamento sportivo, si respira Era un per la clima classifica fantastico Germania, qui a ok. San Siro. La partita di oggi è tra Milan Ciao e Bartolucci, Venezia. ciao Barto. Ciao a tutti da Fabio E tra Caressa. poco ci sarà il Insieme a debutto me di per la Giangrosso, telecamera di dedicato oggi, anche al Luca titolo a Marchegiani. Giangrosso. Ciao Fabio, io E sono non mi scrive pronto. niente il Tu piccolo sei pronto? Giangrosso. E a casa? Sono di Giangrosso Francone, scusate. L'ho citato l'altra volta da Giangrosso. Luca, secondo te chi Scusami, può fare la confondo sempre differenza Giangrosso e oggi? Francone. Francone non mi Alessio scrive, forse non Romagnoli, c'è un ancora. ottimo difensore, dotato di forza fisica, ma anche Vai di raga, contro il mio tecnica Milan e voglio vincere, personalità. si doti. Non mi Concordo, si sorprende doti. Fabio che venga paragonato Terence, a un altro effetto famoso Serra difensore Terence. del Milan che come lui indossava la maglia numero 13. Cannistra. Tra l'altro io questo lo conosco Alexandro. bene. Non posso che Deve essere dimostrare d'accordo tanto. con te. Attenzione al Cume per Alexandro! Madonna, Ecco subito che Alexandro. Alexandro in È polemica il pallone in aperta sia profondità, con la non è Romania stato che con il sfruttato al veneziano. Non passaggio critica il filtrante da mister, non manuale. critica il giocatore, ma Ha mostrato critica grande un precisione po' forse e il visione di fatto, gioco. però se si sfoga anche con il mister, che purtroppo non riesce ancora a esprimersi con i suoi livelli della Steaua Bucarest dell'inizio delle giovanili. A fine partita sveliamo anche i best fail. Ricordiamo che l'anno scorso Paul Heyman ha vinto l'assist man, Mito ha vinto la miglior salvataggio e incredibilmente la fogna Alice Beck è riuscito a vincere il miglior gol, che io ho sempre polemizzato su questo fatto perché Alessio il gol di Romagnoli. Terence a mio parere Prova a era metterla molto, subito in molto aria. più forte. Deverà essere svegliata Alice Beck, il prossimo anno avrà l'ultima occasione, se la Prova il fallisce filtrante. per lui saranno tempi duri, tempi difficili. Prova un traversone dalla tre quarti. E passa. Cerca Ti spazio. voglio bene come Prova uomo, con la deve palla svegliarsi come filtrante. calciatore. Andrea Tocco Silva intanto. preciso. Bravissimo, Picella, subito il presidente, fa capire Il di che parte Milan stiamo facendo. colpisce sempre il bersaglio ultimamente. Tanto Vai che segna raga, ininterrottamente si da almeno doti, 5 partite. si doti. Cerca Bellissimo di si doti sfruttare per la lo bamba spazio sulla Terence. fascia. Vai C'è Terence, cross. veneziano, Colpisce di madonna, testa. ricordiamo il Occasione Venezia-Milan dell'anno scorso. clamorosa, attirato in maniera Con inguardabile. 4 gol di veneziano. Aspetta, io spero anche, sinceramente, spero anche di vincere il miglior gol quest'anno. Penso di meritarlo proprio contro il Milan, quel Kumenda versus Milan 2. Secondo me è il gol più bello. Vedremo. Prova la giocata nello spazio. Può andare alla conclusione. La mette al centro. Attenzione, Terence, Il cross non mamma era mia. male, brava la difesa in questa situazione. Tiro davvero da dimenticare. Il difensore gli si comunque è incollato addosso impedendogli di calciare liberamente. Cioè, come MVP delle 2 stagioni, che del prossimo anno Agi si vuole fare i voti anche dell'MVP ben volentieri, però per i primi 2 anni, vedendo anche Il Milan come si deve dice, ringraziare l'allenatore per le il statistiche risultato che poi ottenuto faccio nel turno vedere, precedente. La strategia scelta sono dal tutti e 2 gli mister anni veneziano, è che è stata l'unico che è finito sicuramente negli una delle 11 chiavi della iniziali. vittoria. Sì, ha preso delle decisioni che nessuno si aspettava, è stato Però il molto prossimo anno, se coraggioso vuole, e può il fare suo la coraggio alla fine ha votazione pagato. come si dice, può fare la Vuole votazione la profondità. di
della squadra, dell'MVP, Palla la può larga fare in il profondità. Bonanza, se ha voglia, La senza butta video, dentro. chiaramente non serve. Il cross attraversa tutta l'area da parte a Quindi parte. vediamo se può andare bene a Agila questa Buon cosa. Nei recupero, primi 2 anche anni se questo però non è il suo ruolo. La sicuramente generosità che ha Veneziano. mostrato anche in questa Vuole fare un bel occasione albo d'oro, dimostra ragazzi. che è un attaccante davvero completo. Brutto intervento fuori tempo. Ecco calcio di Francone, ti ho punizione. dedicato il titolo, Francone. Ti ho Rodriguez. dedicato il titolo, piccolo Francone. Buonaventura. Prova il cross in aria. Aspetto la risposta di Difficile Arti, arrivare sono sul più traversone tranquillo, del posso dedicarmi genere. meglio a giocare. Prova a ho bisogno di scavalcare il Ezio. centrocampo con il passaggio. Prova la giocata nello spazio. Attenzione Terence, ci prova Terence. Palla al centro. Ah, peccato. Buon intervento Serve il difensivo. maestro qua. Scivolando riusciamo a recuperarla. Ancora Terence. Allarga Per sulla Sidoti, fascia. concordo. Grande Prova Sidoti il tiro. veneziano, bellissimo. Palla respinta Peccato. dal portiere. Un buon tentativo, tutto sommato, anche se non è andato a buon fine. Ci hanno Ciao, provato sul Amedeo, il serio, piccolo Amedeo, vai, portando Canistra. molti uomini all'interno dell'area di rigore. Ed ecco il colpo di testa. Completamente fuori misura. Qui è riuscito a tirare nonostante l'opposizione dell'avversario. Ok Alexandro, ok, però ti va bene per il discorso che dal prossimo anno fai la votazione senza video dell'MVP della stagione. Raccoglie il rinvio e fa su la palla. Il Venezia ha l'abitudine di segnare negli ultimi minuti del primo tempo. Oggi però la squadra non sembra rimanere fedele Ok, a questa perfetto, buona buono. abitudine. Cerca spazio. Occhio, Ecco che parte il cross. quest'anno sarà anche dura, però ragazzi Ecco dobbiamo che la concentrarci, rimette in no! aria. Va di testa. Attenzione il Usa il presidente! difensore. Eccola subito per il difensore best ci arriva. save di quest'anno. Mamma cosa ha fatto il presidente! Mamma che ha fatto il presidente, che salvataggio Mencarelli, il geometra tira fuori, ma che ha fatto il Palla presidente? veramente fuori di un soffio. Non ho il migliore in generale, l'MVP, ma cosa ha fatto il presidente? Che ha fatto il presidente? Entra nelle best save di quest'anno. Best save, mamma che ha fatto il presidente, mamma che ha fatto il presidente. E il tocco è verso il portiere. Ragazzi, Lancio concentrazione lungo del adesso, basta portiere. pensare alle cagate. E Finita intercetta sta partita, vedremo i opportunamente, primi visto che risultati. l'azione era pericolosa. Alexandro Rumeno, il Cerca rumeno. la fondo, palla al piede. Peccato Pintus Nasdaq, che non è certo ai livelli dei primi 2 anni, purtroppo. Attenzione il rumeno, Colpisce. peccato. Poca velocità qui. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Attenzione, cannistra, pennella, me la canni. Veneziano, non ci arriva Pintus. Tenta la Al volo conclusione. il Molto volo lontana penso la sua il geometra. conclusione dallo specchio della porta. C'era quasi, ma poi qualcosa è Peccato. andato storto. Il Pagellone Rocco se vuole di farlo volentieri. E comunque una delle prime best save dell'anno, José sicuramente Mauri. quella di Api, era gol fatto. Suso, palla in Non profondità stiamo sulla giocando bene fascia. però adesso. La mette in mezzo. Mamma mia, qua Sidoti, miracolo di Sidoti. Sono finiti i primi Miracolo 45 di minuti, Sidoti. squadre negli Ciao, spogliatoi, le cadavra. primo tempo intenso. E Primo ci tempo auguriamo che il difficile a secondo ci San possa Siro. proporre ancora Veneziano di più. non è quello Il dell'anno finale di tempo è scorso. stato impressionante. Anche se si è È vero ripreso che il con il fischio gol, però non dell'arbitro è ha quello dell'anno interrotto il loro scorso, slancio, purtroppo. ma se continuano 32 gol, così possono micidiali portarsi a come. casa la vittoria. Bellissimo, meraviglioso. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0. Quest'anno è ben diverso, l'infortunio di 3 mesi. Il Venezia ha fatto la partita, Sì, 2 mesi, ha avuto più scusate, occasioni, sì, sta 2 mesi, affrontando la 2 gara mesi e nel modo mezzo. giusto. Certo, se la situazione di un parità po' non di si 3 mesi e sblocca mezzo. potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e Attenzione, va il portarsi rumeno, subito in vantaggio. il rumeno. Prova il filtrante. Bellissimo il Cerca il Cume, tiro. mamma mia! Che Prove grande tecniche di parata. gol. Qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Il rumeno è strano, il rumeno può essere sì Vediamo un quale po' compagno cercherà di Savicevic. raggiungere con È questo un po' gol. discontinuo, però proprio come tutti i giocatori Salta dell'Est. e colpisce Attenzione, in Madonna! testa. Salvataggio purtroppo di non so chi del Spazza Milan. via. Tiro davvero troppo Non ho debole. visto su A chi, volte su un tiro da quella Mencarelli, distanza forse, può o sorprendere il Veneziano, non ho portiere, capito, ha no. fatto bene a provarci. O su Agi proprio, non ho capito, scusate, ma era Il gol, Venezia cacchio. non ha avuto vita facile nell'ultimo turno, ma ha strappato comunque la vittoria. Biglia, Non ci cambia credo. gioco. Partiamo con la sfortuna, Buona attenzione. profondità. Bravo Mito.
Il presidente Adesso vuole la c'è vittoria molto contro il suo movimento Milan, sugli contro il esterni. nostro Sì, Milan. Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad Noi amiamo il allargare gli Milan, spazi per ma favorire noi gli siamo adesso inserimenti al veneziani, centro, a tutti o gli per effetti. cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Cerca spazio. Il Cume, questo può essere per, Queste la, situazioni per in le cui c'è storie di superiorità Polaiman. numerica vanno sfruttate Veneziano ha fatto decisamente un meglio. col Cercare Milan, il che l'ho compagno in anche avanti. passato, ma lui ha detto no, io voglio vincere e giocare per la mia squadra, per il Venezia. E così è nato lo zoccolo duro. Riceve il ma passaggio. questa è un'altra storia, adesso vinciamola. Grande Api, Ecco Suso. Suso un giorno vi racconterò come è nato vince il lo duello zoccolo duro. fisico e fa su È il nato in pallone. una giornata di C'è fine il fischio novembre, dell'arbitro e quando il fallo. Cume, dopo aver passato il provino, stava male per L'arbitro un problema va alla comunque schiena a dirgli due parole. e là nasce lo zoccolo. Ma ripeto, questa è un'altra storia. Adesso pensiamo al calcio però. Troppa potenza per questo passaggio che se ne va via. Vai, Mito la butta per Apicella, il Milan presidente, ha deciso di aumentare l'uomo la che ha reso densità in possibile mezzo all'area. economicamente il proprio progetto così. Venezia. Credo vogliano limitare i danni Passaggio sui non perfetto cross però qua e di le Api palle che però la alte, recupera piazzando un sacco e di la uomini in ridà. mezzo all'area di rigore. Ancora Quella Api, sera proiezione la offensiva sicurezza per non è mai Api, troppa. proiezione offensiva per Api, scatenato un pallone Api, poi la interessante. perde Veneziano. Veneziano non è ancora in forma, per quello Appoggia il l'infortunio è pallone più di 3 largo mesi con perché eleganza. deve riabilitarsi, anche se ha Intercetta e fatto dei sbroglia gol, una situazione che si faceva non c'entra, non molto può essere pericolosa. continuo l'asso. Prova la giocata Bellissima nello questa, spazio. ma è troppo lunga, purtroppo peccato. Sicuro qui l'intervento del portiere. Rodriguez. Partita ancora completamente aperta. Attenzione, questa è brutta, Cerca lo questa è brutta, spunto. Biglia, Si Biglia, libera la Mito, grande. Mito, Mito, cosa ha fatto Mito? Che ha fatto Mito? Cosa ha fatto Mito? Ci tiene a galla qua a San Siro, partita Suso. difficilissima, Cannistra ci prova, Palla bisogna fare avanti, qualche verso cambio, compagno. forse ho ritardato i cambi. Ho ritardato i cambi, deve uscire Cannistra, mettiamo Gigi Palla, Eman è troppo messo male, rischiamo un infortunio. Veneziano, mettiamo Michelotto e spostiamo il rumeno. Dobbiamo far così ragazzi finché abbiamo sti problemi. Al posto di Mencarelli mettiamo il Duca che magari può regalare qualcosa. Vai Duca. No, facciamo così anzi. E Terence a destra, anche da morto fa sempre la sua. Peccato che non lo vedo Terence adesso e con i suoi commenti sono sempre positivi. No, Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. non abbiamo più tenuto. Attenzione Zincaro, l'apprendista di Chopin fa un miracolo. Prova la L'apprendista di giocata Chopin per nello Veneziano che non ce la fa. Non ce la fa il Cume, ma bellissimo striscione a San Siro. Siamo tifosi del Milan, ma ti Rodriguez stimiamo Veneziano, prova a sei il più crossare da grande. tre quarti. Però non ce la fa più Poretti. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Mette la Vediamo, palla attenzione, dentro. attenzione E Silva, trova il Silva, compagno. Silva, ai Se ne va. Silva, recupera C'è mancato Grizzly, poco e sarebbe andato poi la in porta. Il sbaglia, difensore però ha trovato il Zincaro, tempo giusto. Bel Michelotto duello. la recupera, Michelotto sta Credo vivendo che forse l'affollamento in area il alla momento fine più bello gli della abbia sua impedito vita. di calciare in porta con la dovuta precisione. Il Duca per palla, ha fatto un bel assist, ma Cerca ancora la non è il profondità, palla sulla che fascia. volevamo. Bella Il Duca, apertura. il Duca, Cross verso il attenzione, centro dell'area. mamma mia. Effettua un cross dalla tre quarti. È dura ormai vincere, ma crediamoci, Pintus, Cerca spazio. Pintus, brutto passaggio di Pintus, ma recupera il rumeno di cuore. Grande Questo è quello che occasione. vogliamo dal rumeno. Prova il filtrante. Attenzione Michelotto! Prova la conclusione. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a Non ci credo, da concretizzare. bomber consumato. Questo è un chiaro esempio Da di bomber quanto possano essere consumato, Michelotto efficaci le sfiora giocate un in gol che profondità. voleva dire 3 Peccato punti solo che fondamentali l'esecuzione a non sia San stata Siro. all'altezza. Michelotto è proprio rinato grazie al Cume e deve scrivermelo che Buonaventura. l'ho rifatto rinascere quest'uomo. Bella rete di passaggi. Voglio assolutamente l'approvazione di Ricevi Michelotto in per ottima quello che ho posizione. fatto. Maurizio, bravissimo ancora per palla. Gigi, dai Gigione. Vuole la profondità. No. Cerca di allargare il gioco. Passaggio di Il tentativo però non è dei migliori. Pareggio, Passaggio in San avanti. Siro non è male. E siamo nei Per la minuti lotta finali di Champions va recupero. bene. No! Prova il filtrante.
E ancora Apicella, monumentale Apicella quest'oggi, monumentale Apicella. E c'è il boato 0-0 del pubblico, a si San chiude la Siro. sfida, triplice fischio dell'arbitro. Giornata piuttosto deludente, una partita molto tattica, molto bloccata. Grazie Michelotto, Giusto grazie. il risultato Finisci di parità, pareggio, ma dai, insomma. non poteva andare Entrambe le peggio. squadre si sono giocate la gara secondo le loro Buon possibilità punto, è di chiaro che questo non possiamo momento. pretendere di vincere Poi è chiaro, migliori in il campo risultato lo Gabriel, determinano anche gli dei episodi. nostri. Oggi Apicella è andata 5,5 così. strameritato, non capisco È sinceramente. tutto per questa sera. Il migliore Un dei saluto e un nostri. ringraziamento da parte di Fabio Vabbè, Chiaressa nessuno, e Luca tipo Marchegiani. sei. Vabbè, la Juve vince, ormai la Juve è candidata a vincere l'ennesimo scudetto, noi siamo a un punto dalla Champions, quindi obiettivo Champions tranquillo per il momento. Perfetto. Andiamo a vedere alcune cose adesso e prima della partita con Frosinone il buon Agi ci annuncia il best fail. Palla, mi dispiace, cazzo. Intanto andiamo a vedere il campionato giapponese. Vediamo in Giappone se Barocco fa la differenza. Non mi ricordo la squadra classifica gol. Rocco Barocco ha 8 gol in campionato con il Kashima Antlers. Dai, non male. È vero che il Taketomi ne ha 18, 10 in più. Però Rocco Barocco 8 gol, mi va benissimo. Mi va benissimo, 8 gol, va bene, in un campionato così diverso da quello che è abituato. Bravo Rocco con 8 gol. Vediamo in classifica qua. Qua non c'è in Coppa. Vabbè, chi se ne frega anche della Coppa del Giappone. Vediamo gli assist. No, assist non ne ha Barocco. Vediamo i Kashima come sono messi in classifica. Attenzione, sono secondi al campionato già iniziato, è vero, ha ragione un po' lei, ma ha un punto. Grandissimo Rocco, complimenti Rocco. Complimenti, può lottare ancora per lo scudo, bravo. E anche a sto punto c'è anche la Champions asiatica da vedere. A sto punto dai, dopo lo facciamo a fine. Vediamo. Questo è importante. E Rocco Barocco in Champions ha 6 gol, signori. Rocco tornerà più forte di prima, mamma mia. Grandissimo Rocco in Champions League asiatica, 6 gol. Ha timbrato veramente il cartellino di brutto. Vediamo a che punto sono i Kashima. No, ha vinto la Champions League Barocco. Barocco ha vinto la Champions League asiatica. Complimenti, trofeo da segnalare questo. Primo trofeo per un giocatore della Zoccolo Duro da segnalare nell'Albo d'Oro. Assolutamente, complimenti Rocco. Complimenti Rocco, che è il primo giocatore a vincere un trofeo di squadra vince la Champions League. Bravissimo. E quindi forse va anche al mondiale per club, Se lo so, no, forse solo due squadre vanno. Questo non lo so, sinceramente. No, i coglioni! No, non ci credo, si va a fare anche il mondiale per club. Grandissimo Rocco. Grandissimo. Grandissimo Rocco, un applauso. Un applauso per Barocco che si va a fare il FIFA World comincerà adesso, presumo, è contro la Juve. Ma complimenti a Rocco. Guarda, veramente lo stimo tantissimo. Grandissimo Rocco, tornerai più forte di prima. Ho fatto bene a mandarti in Giappone. Sì, Rocco è il primo titolato. Ha vinto la CES. A sto punto facciamo le cose in grande. Vediamo se ha vinto anche Supercoppie varie. No, il Vesalta, che è una delle mie squadre preferite. E qua deve ancora giocare. No, ha perso purtroppo la Supercoppa di Giappone. Col Gamba Osaka. Però che sboccia, mi indotta dappertutto. Intanto un titolo ce l'ha e noi no. Quindi Barocco, penso che per i mondiali, adesso non so che anno siamo. Aspetta. Risultati giocatore. Siamo alla stagione 2019, saranno qualificazioni agli europei. Ok, penso che Rocco lo convocherò. Allora, vediamo un attimo. Qua sono i risultati di quest'anno. No, non devo vedere questo, scusate. Dov'era? No, non è qua. Scusate un attimo,
forse ufficio allenatore. Ok. Allora, nella 16-17, migliori 11 veneziano. Ok, quindi l'MVP è veneziano, 17-18, capocannoniere veneziano. Ok. Perfetto, quindi i primi due MVP sono loro. Adesso devo capire chi ha vinto. Classifica Bundesliga, però poi andiamo, perché dobbiamo giocare. In Bundes lo Schalke è sesto in zona Europa League, sta lottando, bravo, bene. Adesso vediamo chi cazzo ha vinto il Best Fail online. Però sarebbe un po' più scomodo, sarebbe bene che lo scrivissi in chat, però vecchio mio. E se no ci mettiamo una vita a far tutto. Dopo me lo guardo, cioè lo metti anche qua, però scrivilo anche così posso commentarlo da qua. Rocco, commentami le tue grandi prestazioni. Vediamo. Best fail. Ah, Pintus. Mi dispiace vedere Pintus su un errore. Vabbè, si riscatterà chiaramente. Ah, peccato. Vabbè. Grande Rocco, andiamo adesso si gioca però, Che abbiamo anche una qualificazione col Frosinone, bisogna assolutamente vincere. Mi incarerò il rumeno, il titolo è in forma, Il rumeno finalmente ha trovato la forma, adesso però deve fare le prestazioni, Ok. Zincaro c'è, direi di andare. Vai. Quindi Pentus entra nei fail. Sì, dopo scrivimeli qua, i video me li guardo più tardi, scrivimeli qua. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Ma Rocco, Il Frosinone, Rocco si va a fare addirittura i mondiali. Campione da Asia della Champions. Grazie Fabio, è un Complimenti piacere commentare Rocco, questa sono partita troppo insieme a contento. te. Solo Tognin proprio non Bella esiste. apertura. Vai ragazzi, se bisogna vincere col Cerca Frosinone, spazio. del veneziano, pioggia Non incredibile ha a avuto Frosinone. fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari Il non è rumeno. stato difficile fermare Da l'azione. Terence purtroppo. Ariaudo Terence la recupera benissimo. se ne va. Terence. Pallone intercettato. Terenzigno, Intervento no. davvero provvidenziale. Ma Passaggio in in questo avanti. momento, se dovessi dare la palma di MVP, Il Frosinone è non ancora voglio a dire calcio una di un gol cosa casalingho. pazza, ma la darei a Gol che manca Cannistra. da almeno 5 In questo partite. momento. Se dovessi La votare difesa riesce a adesso, spezzare l'azione. il rumeno. Con Eyman secondo. Il Frosinone ha la difesa peggiore del campionato. Non leggo Tognin, deve assolutamente Prova dirmi la giocata qualcosa. nello spazio. Questo pomeriggio in spogliatoio ho caricato Alexandro che l'ho visto un po' giù. Vediamo Prova il se filtrante. ho fatto bene anche con lui. Terence. Occasione, si libera la grande. Ah, peccato. Prova a saltare il centrocampo. Ottima pressione la Bravissimo, sua. Api. Palla recuperata. No, dopo la perde male. Palla in profondità sulla fascia. No, Dionisi, Calibra no, un bel Dionisi. pallone. Bravissimo il Difficile Luca. arrivare su un traversone del genere. La butta in mezzo. Veneziano. Eyman Gai, bravissimo Eyman Gai, Buona la bellissimo Gai. La mette in profondità Grandissimo per il passaggio di compagno. Gai che la dà al rumeno Prova per il tiro. Gai. Musica e magia, Gai 1-0 e assist del rumeno. Veneziano l'ha E non pungolato poteva mancare benissimo. un'occasione del genere. Si è inserito molto bene nello 1-0, spazio bellissima e ha azione concluso con tra i dei due freddezza. cervelli della squadra. I giocatori più tecnici Si insieme a comincia Cannistra. dall'1-0. Si sono impegnati e Oh, hanno c'è trovato il Terence, eccomi qua, vantaggio. sono più tranquillo. Ora devono evitare la rimonta Quando degli vedo il commentino di avversari. Terence sono molto più tranquillo. Bella serie di passaggi. E passa.
E Paul Heyman timbra il cartellino, ha fatto il primo gol su punizione, che sarà uno dei Prova gol forse filtrate. favoriti per il prossimo anno. Cerca di sfruttare lo spazio sulla Il fascia. best goal, Sulla attenzione, fascia, Terence. libero. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Pintus, Cerca la profondità sulla fascia. Può andare alla conclusione. attenzione, Pallone Veneziano, dietro. boom! Colpisce di testa. Ancora E assist di sacca, Agi un gol e Veneziano lo importantissimo. abbraccia. Veneziano lo abbraccia, hai visto? Hai visto le Sembra mie avere il parole? totale controllo della gara. Non sbaglio mai, non c'è Ha niente da fare. impattato Ciao The White benissimo di Gamer. testa sul cross, peraltro preciso del compagno. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione è perfetta. Voglio e sentire l'impatto Agi, con il però pallone è Agi, preciso. Niente da fare per il portiere. ma Agi, hai doppio assist. Mi puoi scrivere qualcosa Si dopo la riparte carica che da ti ho un dato netto oggi? 2-0. Con Ah, questo Agi. gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Il Kuma c'è niente da fare. Sa sempre come pungolare i suoi uomini. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Vediamo. Voglio sentire Agi. Veneziano se ne va. Tega Sta il turno tornando il efficace. Kuma piano piano. Zincaro. Prova Eyman. la giocata Eyman nello per spazio. Veneziano. Colpisce la sua Veneziano! porta. È stato splendido l'intervento Sì, del Romero, portiere. sì. Qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Scusate un attimo. Vai. Eyman. E va a colpire Boom! di testa. No! Il Kuma ha lasciato Il comunque difensore ci arriva. una piccola ambizione per se stesso. So che è dura, ma gli piacerebbe vincere Cerca ancora spazio. tipo Cannonieri, pur con 3 mesi in meno rispetto agli altri. Intercetta opportunamente. E anche visto che l'MVP l'azione per era il terzo pericolosa. anno, perché comunque il Kuma è un giocatore di squadra, però ama anche trascinare da Vuole la individualista. profondità. Sarà dura Passaggio quest'anno vincere sbaccante, ora l'MVP, deve ma ci segnare. prova il Kuma. C'è il fischio Vuole dell'arbitro il e fallo. triple. Eyman vuole la L'arbitro seconda è stato punizione. chiaro. Eyman ormai Questo sta è diventando un l'ultimo giocatore fondamentale da avvertimento, o smette o nazionale. si becca il cartellino. Sicuramente Dovrà fare Barocco molta andrà in attenzione nazionale, d'ora in questo mi avanti. voglio spingere La a fare partita è questa ancora lunga convocazione e in più. l'arbitro lo tiene d'occhio. Barocco se lo merita dopo quello che ha fatto Veneziano! Mamma mia! Ci è andato molto Ma il vicino. Kuma non deve essere e però non ha egoista, trovato perché il la Kuma porta. è sempre stato un po' una prima donna. Ci è andato molto, Sa molto che è anche vicino. allenatore. Un tiro ottimo. Però la voglia È andato di lontano rivalsa dalla dopo Vederlo veramente giocare è mesi davvero un difficili di piacere box per gli occhi. è tanto. Un talento puro. E intanto a Picella la sentenza. Gervasi, Rodolfo la recupera, il Duca. Eyman, sempre Eyman. Poteva essere un contropiede interessante Sempre questo. Eyman. Peccato. Bella palla, ad allargare il gioco. Attenzione, Eyman Gai, peccato. Prova Il la rumeno giocata vede in nello maniera spazio. spettacolare Veneziano. Veneziano vede Terence, ma diciamo nel passaggio sul punto forte. Alexandro, Eyman Gai. Veneziano, cosa si è inventato? Mamma mia! Cerca di mettere The un pallone White interessante Gamer, in grazie aria. ieri per la donazione, grazie Arbitro che adesso The fischia la White fine della Gamer. prima frazione di gioco. Qua 2-0 il c'è risultato un altro di questo primo vicepresidente tempo insieme e ad fino a Alamos. questo momento per la Grazie verità caro, c'è stata una superiorità evidente. grandissimo. E l'arbitro fischia l'inizio Eyman della seconda Gai. frazione di gioco. Gara da Veneziano. Veneziano, Che tentativo! è arrivato Mencarelli, ecco il geometra. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Eyman Gai. Veneziano! Impostata! Mamma mia, prove tecniche di doppietta, Riescono a ragazzi. mettere fuori. Il Kuma sta tornando. Il Kuma sta tornando. Il Kuma sta tornando. Palla larga Pintus, in Nasdaq. profondità. Mi dispiace per Nasdaq per il best fail. Cerca cross. E però Eyman di Passa in testa, aria. proprio su E c'è ancora Nasdaq. un gol. Mamma mia Eyman. Eyman vuole la nazionale. E con un vantaggio L'ho di 3 capito gol io, la Eyman. partita è quasi Eyman chiusa. vuole nazionale, ancora gol di testa, secondo in carriera, È 1,65 intervenuto molto bene m, sul non so quanto è cross, alto. grande colpo di testa il suo. E comunque Ottimo Nasdaq questo colpo top. di testa, preciso Eccolo ed qua, efficace. grandissimo La assist di traiettoria che ha dato il Nasdaq pallone e era Eyman la segna. perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Si E riparte siamo dal 3-0. 0-3. Adesso sono cazzi per tutti. Decidono di giocarla all'indietro. Prova un traversone dalla tre quarti. Per carità il Frosinone non è certamente un avversario impossibile, però. E poi segnano tutti Cerca il adesso, non passaggio segna profondo. solo il Cume. Adesso sì che siamo una squadra.
L'arbitro assegna un questa calcio non di ho capito sto punizione fallo, interessante. sinceramente. E l'arbitro gli Adesso fa siamo capire una che da qui in squadra, avanti segniamo un non po' si tutti. faranno più sconti, alla prossima scorrettezza Grande ci sarà il Xavi. cartellino. L'arbitro l'ha Ecco avvisato, a ora Pizzella, non può sapevo. più permettersi di fare Però non falli ci azzardati se non immaginavo. vuole beccarsi un Lui cartellino. non resiste a Deve Pizzella, fare non resiste, molta non resiste. attenzione. Non resiste. Non resiste. Non resiste. Stanno cercando l'arbitro. di impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. E si difendono con tanti Eyman! uomini al centro dell'area di rigore. Mamma È mia, Eyman. evidente che temono il gioco aereo avversario. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. Mamma mia, Barocco. Faccio nuovi convocati. La prossima roba convoco Ottimo il fraseggio. Rocco. E se continua così anche Eyman, ragazzi. E sbaglia al momento Mamma della mia, conclusione. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Barocco può vincere anche lo scudetto, può vincere. Tanto ha già vinto la UEFA, la UEFA Champions League. La fa su i Coppa avversari. dei campioni asiatici. Ariaudo E può vincere anche prova lo a scudo del giocarla mondiale dentro pre- della distanza. Quindi un giocatore con esperienza adesso, Tocco morbido. Ci mette il A parte che fisico fare e tornare noi conquista il attaccanti, pallone. torneremo 2 punti. Effettua un Dopo là cross ti dalla voglio tre io con tutti quarti. i trequartisti forti che abbiamo. Sarà dura. Eyman è che scatenato! ci Oh, prova. Madonna, Tiro del Eyman mi viene tutto troppa fuori voglia di fare bersaglio. tutto con L'azione Eyman. di contropiede è stata Il mister ha veramente dato piena ottima. libertà Peccato ad per il Eyman. tiro, non Può fare quel che irresistibile. vuole Eyman. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. È evidente Hai finito che il i compagni si campionato, affidino cazzo, avrei sempre di perso più a per un lui. punto, mi dispiace. Questo è il classico uomo squadra. Mi dispiace, cazzo, peccato, però gran stagione, hai vinto forse la cosa più importante però. Ottimo intervento Pintus. di copertura. Facciamo qualche cambio da far riposare i giocatori. Voglio rivedere Agi in avanti. Eyman si tiene, togliamo Veneziano perché deve assolutamente riposarsi finché... Gigi, non so più che fare con te Gigi, io credo in te, se no torni in prestito purtroppo. Mettiamo Alamos, mettiamo il Concorde. C'è il Concorde, togliamo il Concorde e mettiamo il Cavaliere dell'Apocalisse. E come... No, Terence è morto di più. E mettiamo il Geometra. Ok. Apicella, intervento da fenomeno del calcio. Cerca Per spazio. Eyman che è un altro fenomeno. Tocco Per preciso. Veneziano. Mamma mia, non va. Bell'intervento. Guarda come si incazza il L'arbitro dice che non Cume. è fallo. Il Cume muso duro sul C'è la palla difensore. lunga in avanti. Ottimo Calma, intervento. come che devi uscire? Ha Stai calmo, visto il cazzo. pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Apicella. Pintus. E la difesa sventa il pericolo. L'apprendista di Chopin. L'apprendista di Chopin, ragazzi. Il Duca veneziano prima di uscire voleva un gol. Eyman. Bell'intervento. No, L'arbitro qui dice numero che non è destri. fallo. La mette sulla fascia. Mamma mia. Cerca un'azione veloce. Mettiamola fuori, devo fare i cambi. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle Vai. sostituzioni. C'è il cross. Apicella, ancora intervento. Eyman è dappertutto. Può far tutto Eyman. un altro cross. Può far tutto Eyman. Gervasi. Pintus. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Bravissimo Pintus. Mi sembra Pintus lo che da stiano Mencarelli. puntando sugli esterni adesso. Mencarelli Senza vede dubbio. benissimo Agi che però Penso non che aveva abbiano deciso di scatto giocare più giusto, era larghi molto per marcato, creare c'è da più dire. spazi, per avere maggiore libertà nella gestione del pallone. È Zincaro. stato un brivido per la squadra, ma si Zincaro è la fatto lancia. trovare pronto con Questo era un po' l'anticipo. sbagliato. Ho provato. Cagate le frosinone che scarsi che sono. Gai. Cavaliere dell'Apocalisse. Dai, ci ha provato, ci Ottimo provano un po' tutti disimpegno, adesso. fondamentale. Pintus. Prova il filtrante. Pintus per palla. Palla. Tutti aspettiamo il gol di palla. passare in aria. Palla show. Se ne Palla va. show. Tentativo verso la porta. E il portiere compie una splendida parata. Sì, ma no, Barocco, i mondiali di per club prima. Eyman. E la palla viene respinta. Pintus. Idea buona, Pintus! precisione ma. Mamma mia, Pintus. Tanguer, bella Tanguer, argentino palla.
Attenzione, il geometra, Continua testa ad bassa avanzare verso l'aria. la testa Si libera bassa la grande. geometra. Prova il cross tagliato. Messo fuori dalla difesa. Il Duca. Palla, non ce la fa, palla 4 qualcosa minuti di secondo recupero. me. Prova la giocata nello spazio. Attenzione. Cerca spazio. Eh, Vuole la profondità. nervoso, Cerca Tognin. il cross in mezzo. Devi essere te in grado di far cambiare il modulo alla squadra. E c'è il boato del pubblico. Si chiude la Tonnin, sfida. io ti aspetto il Triplice prossimo fischio anno. dell'arbitro. Sono entrati in campo dal primo Credo che minuto se non con una giochi grande mai non crescerai mai a Kiev. Il risultato non è mai stato in dubbio. La solidità difensiva è una grande iniezione di fiducia a tutta la squadra. Quando Migliore hai in un assetto campo difensivo con come quello di 8 oggi, il che ti signor permette di non Francis subire for gol, di non Paul concedere niente agli Heyman. avversari, tutta la squadra ne trae beneficio. Sì, il Duca non è in una forma strepitosa, infatti, concordo. Dai che torniamo in Champions e si torna in zona Champions, questo è l'obiettivo. Bravi ragazzi, e adesso c'è l'Europa League. Mito contro l'Atalanta, vince ancora, best save. Grande Mito. Grande Mito. Il Body ancora ai box per 1 mese e 2 settimane, mamma mia. Ragazzi, ultima partita, basta un punto. Se perdiamo e vince lo Standard, no, l'Ipsia, scusate, siamo fuori. Gigi Palla in forma. Diamo una chance a Palla. Voglio darla solo perché lampeggia. Anche Charmi, che sto anno veramente è forse il miglior miglioramento. È Charmi. Cannistra. Però c'è anche il Canni. Il Cannistra sta facendo troppo bene in Europa. È il migliore dei nostri in Europa in questo momento. Gigi, mi dispiace. Terence per un Daniel che non è in gran forma. A questo punto Alexandro lo rimettiamo nel suo ruolo. Si va di là con 68, di qua che 82. Però in panchina mettiamo Micro, non trova più forma, proprio Micro in crisi nera. E ok, vai, un punto basta. Se perdiamo e l'Ipsia vince, è finita. Vai. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Vai ragazzi. Oggi si affrontano Venezia e Siviglia. Oggi subito la perde male Muriel. Insieme a me Questa è per la durissima telecronaca di ragazzi, oggi, questa è Luca durissima Marchegiani. Muriel, non possiamo perderla. Tutto tranne perderla, voglio andare avanti in Europa, è un obiettivo fondamentale. Eyman Gai, subito Gai per Prova la Veneziano. giocata nello spazio. No, Cume, Prova il tiro. calma, Ottima Cume, la parata calma. del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Prova il Calma, filtrante. calma. Può cercare il taglio in mezzo. Occhio. Non ci credo, che culo. Gaila, madonna, Gaila recupera da Cannistra. Vai Canni. Cannistra è un pittore finora in Europa League, il migliore realizzatore anche. Cerca spazio. Chi è? Legge bene l'azione, blocca il pallone. Tutti concentrati, bravissimo, appena scritto Bartolucci. E passa. Prova a verticalizzare. Bravissimo Cannistra che la dà al rumeno. Il rumeno prova una giocata forse impossibile. Madonna, stava per uscire una roba da epica. Attenzione, il Siviglia ha paura. Cosa ha fatto Agi? Agi è così. Si Ha riparte intermittenza, con fallo laterale. intermittenza Agi, anche se adesso è molto più continuo. Le parole del mister l'ho fatto bene. Pallone Cannistra, alto e lungo sulla Vittore fascia. Cannistra. Il rumeno, Cannistra, Tenta la tiro conclusione. in Madonna che tiro del Canni. Prova a saltare il centrocampo.
E Gervasi, Rodolfo Valentino. Passaggio in avanti. Dai ragazzuoli. Provano a ripartire da dietro. Terence Se recupera ne va. Terence. Continua ad andare, Terence, palla Terence a se piedi. ne va. Vai Terence. Vai Terence, la mette in mezzo il sbagliato. Cume! Il colpo Fuori di di testa. poco. Completamente L'ha tirata troppo fuori con la misura. testolina. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Alamos chiede la cessione. Alamos non posso chiedertela assolutamente. Attenzione Si libera la Terence, grande. subito Terence. Può Veneziano! concludere. Boom! In rete. Attenzione. Tutto è partito da un passaggio intercettato. Due partite Nel calcio in Europa di oggi, League, due conquistare gol. palla nella metà campo avversaria diventa Grandissimo assist fondamentale di per Terence costruire ed è occasioni da gol. gol. Ed è la seconda rete per lui in questa competizione. Alamos arriva, ritorna Hanno al tuo trovato il momento. primo Alamos, gol adesso che devi cambia anche crescere gli un po'. equilibri tattici dell'incontro. Sono davvero Sidoti determinati. è partito a Vogliono bomba. qualificarsi ad ogni costo. Non ti preoccupare, Alamos, non destabilizziamo la Prova la squadra. giocata perché nello spazio. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. non te la concedo, Alamos, sei troppo Non mi aspettavo che fondamentale calciasse da per così noi. lontano. Ci è mancato davvero poco. Sei molto intercambiabile coi ruoli. Per il momento no. Vuole la profondità. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Stai pagando Se un ne po' va. la scarsa forma, però in Buona questo azione momento sulla destra, vediamo come della stagione è volta. proprio brutto dire queste cose. Poteva essere Bisogna un pensare al contropiede bene della interessante squadra, non i questo. singoli. Peccato. Terence, Prova il filtrante. Gervasi, bravissimo Rodolfo. Mangai, Cannistra. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone Madonna, profondo. il Cume la recupera, che roba. Oddio, sta Occhio a tornando. guardare. Sta Ecco tornando, tiro. mamma, sta tornando. Fuori, ma per pochi centimetri. Questo è passato vicinissimo. Davvero è stata solo una questione di centimetri. Ed è andato vicino a una Ma la nuova mossicità segnatura. per Vederlo crescere giocare di è più deve davvero andare al un posto. piacere Ancora per gli Terence che la recupera. Un talento Stavolta la puro. tira, Madonna Terence. Il Sacca! Un gol Madonna Terence. importantissimo. Madonna Sembra avere Terence. il totale controllo della gara. Guardalo. E bacia la maglia. Bellissimo Tutto è Terence. partito da un passaggio intercettato. Nel calcio di oggi riconquistare palla nella metà campo avversaria diventa fondamentale per Mamma costruire Terence. occasioni da gol. E vinto. Attenzione, cosa ha 2-0 fatto dunque. Terence? Sull'1-0 Che la ha partita fatto era Terence? apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. Cosa ha fatto Terence? Gol e assist. C'è la palla lunga in avanti. Per l'uomo venuto dalla Giamaica, l'uomo venuto da lontano. Ragazzi, se continuiamo così siamo primi nel girone. Il rumeno. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Attenzione Alexandro, Cannistra. Il rumeno, Cerca la bellissimo, profondità, giocata sulla tra i fascia. due geni insieme a Ema che Palla al centro. geniotto. Sta e c'è ancora un Terence! Doppietta di Terence, Siviglia Un 1-2 KO. veramente da KO. Bel colpo di testa, ha sfruttato bene il pallone del compagno. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Ed è la seconda rete per lui in questa competizione. E intanto Terence 3-0 si dimostra dunque. un abile finalizzatore anche, già tanti gol di testa per Terence. Mangai, Prova il filtrante. segnano tutti quest'anno. Pallone morbido verso la fascia. Bravo Ciarmi, anche Ciarmi soprattutto in Coppa sta giocando tantissimo quest'anno. Sono molto felice per Ciarmi. Appoggia il pallone Tira largo su. con eleganza. Prova a giocarla nello Secondo tempo, spazio, ma non turnover. riesce. Finisce il primo L'arbitro manda tempo tutti a prendere sublime un del teccato. Venezia. Si chiude così il primo tempo. 3-0 senza appello. 3-0 all'intervallo, adesso dovranno più che altro gestire la gara. E si vola al prossimo turno. Nei prossimi 45 minuti si deciderà il destino di questo girone. Veneziano la recupera. La Gai. mette sulla fascia. È un po' lunghetta La Gai, difesa peccato. fa il suo, allontana la palla. Dai ragazzi, vabbè, se vuole scrivere così non c'è problema. Pensiamo a noi però per piacere. Perché stiamo vincendo. Occhio al cross. Tenta la conclusione.
La palla era Mamma mia, il invitante, ha rumeno. sfruttato male il suggerimento. Era il gol del millennio. Tipo Zidane con Sono Leverkusen usciti in dagli finale di spogliatoi Champions. molto più agguerriti. Possiamo aspettarci un gran The secondo White tempo. Gamer, attenzione, attenzione, può nascere una faida con Apicella, io ti ringrazio. The White Gamer. Cercano di rilanciare Questo l'azione dalle vuole, questo retrovie. vuole candidarsi a tutto, ragazzi. Il rumeno, attenzione il rumeno. Spazio, occhio. Grazie, il rumeno! Madonna! Bella Il parata. Cume gol. Gol del Cume, ma Gol, tutto merito del rete rumeno. Importantissima. Stanno mostrando una superiorità evidente. Il portiere è stato bravo. Mamma sulla mia, prima conclusione, ma 4-0 non ha Siviglia, potuto nulla sulla grandissimo seconda. rumeno, fa tutto il rumeno. Portiere con il E suo il Cume errore di che ha rapina la favorito il insacca, gol. doppietta di Adesso deve Terence, doppietta cercare di di stare Veneziano. tranquillo Boom. e rientrare con la testa in partita. Ed ecco che arriva il terzo gol per lui nella competizione. Mamma mia, terzo gol in Risultato 2 ormai partite in Europa, assolutamente ragazzi. Non impossibile so se da mi spiego. ribaltare. Prova la Vai giocata raga, nello no, spazio. erroraccio, non vuole prendere neanche uno da E Montella. passa. Porca E c'è la puttana, rete. che gol è. Qua ci siamo È rimasto in deconcentrati. linea con la difesa fino all'ultimo istante per poi partire al momento giusto. E ha Ok. avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita, è stato un cambio Mamma veramente mia, ragazzuoli, azzeccato. mamma mia. Un gol utile da ridare Dà proprio morale, fastidio sto anche gol se la preso. corsa è ancora lunghissima. Palla larga in profondità. Bell'anticipo, ben gol Grandissimo sventato. Gervasi. Prova un traversone dalla tre quarti. Veneziano prova una cosa che non sa fare molto bene, cioè passarla. Vuole la profondità. Bravi, turnover, comunque turnover, devo farli riposare. Veneziano esce ed entra Maurizio Michelotto. Maurizio lo mettiamo qua però, al posto di Zincaro mettiamo Gigi Palla e Gigi lo spostiamo al posto di M che fa il falso 9 Ivan. Gigi Palla qua e dopo mettiamo il Cavaliere per Pintus. Terence, Muriel Cannistra, cerca spazio. bravissimo per Veneziano. Prova la Veneziano giocata vede nello spazio. Alexandro. Alexandro La prova il butta in cross, mezzo. peccato. Spazza il pallone. Mi sembra che abbiano deciso di non Apicella, forzare il intervento, pressing per non Apicella, sbilanciare. Ma dici, Apicella, Api, cercano di tenere le Api, distanze può giuste far tutto e intanto Api, intercettare Api, la palla, mamma mia, Api, piuttosto peccato. che intervenire in tackle, proprio per non correre il rischio di farsi superare con le giocate Bravo, in Api. profondità o Bella addirittura azione nell'1 offensiva. contro 1. È davvero una bella All'uomo serie che ha di sempre passaggi detto di ispirarsi a questa. Paolo Riceve un pallone Maldini. interessante. Lui si ispira a Maldini. Luis Muriel E si nota. ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Va a cercare il secondo palo. Occhio. Veneziano. Muriel. Apicella ancora, Apicella monumentale come sempre. E Api se ne va. Api se ne va. Gai. Gai, però non ho capito cosa è successo, sinceramente. Vuole il lancio filtrante. Queste situazioni in cui Fare c'è i superiorità cambi. numerica vanno Ok. sfruttate decisamente meglio. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Ragazzi, andiamo ai 16esimi, è chiaro che vincere l'Europa League Prova la il vedo più filtrante. improbabile, però abbiamo fatto un gran risultato al Ci debutto. prova. Bravo Il portiere Charlie. si oppone e solo il grande intervento del portiere evita il gol. Hanno proprio bisogno dell'iniezione di fiducia che gli darebbe un gol. Lo cercano un po' da tutte le distanze. Sceglie di battere corto. La batte corta il Prova il cross Siviglia che non basso. ci ha capito Ci un prova al cazzo. volo. Nulla da fare. Buon pallone, ma non è riuscito a trovare il gol. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a 2 passi dal bersaglio. Bravo Buona ancora scelta di Charlie. tempo dell'estremo difensore. Alamos, cavaliere dell'Apocalisse, che la passa a nessuno. Erano tutti dietro, non è colpa sua.
Ci mette il fisico e con questo Attenzione, il pallone. Canni strada Cerca solo. spazio. Il Canni è morto. Trova il La morte di un compagno. uomo. Vai Si Canni, libera la vai grande. Canni. No, peccato. Ottimo disimpegno, Devo lo passare per spazza forza via. Michelotto. Maurizio, Gigi Palla. Prova la giocata nello spazio. Terence! Ha Beh, spiegato cazzo, una questa buona Terence palla. veniva già tutto. Fabiano, spero presto Formula 1, spero presto. Se ne va. Si allunga e trova la palla. Sidotti ha proprio preso alla grande. Bello comunque, questo duello. nuovo Ha acquisto. provato a È superarlo, entrato andare in veramente alla porta. Il grande. difensore però non ha bloccato. Allarga sulla fascia. Vai, vai Terence. Può andare alla conclusione. Terence. Prova il cross Terence. tagliato. Cross respinto. Michelotto, ancora recupero sontuoso di Michelotto che si permette anche un dribbling. Può tentare la conclusione. Mamma Non ha mia sfruttato Michelotto. bene Ragazzi, questa come è opportunità. cresciuto Michelotto. Ecco il maestro. Ecco il maestro, uno dei migliori in Europa. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Con Eyman sicuramente tra i migliori, anche se Veneziano sta crescendo. Vuole la profondità. Michelotto si è permesso un... vai, Eyman festeggia, bellissimo. Il piccolo Eyman, cannistra, eccoli qua, godiamocela ragazzi. Godiamocela. La festa può cominciare. Hanno disputato un buon girone di qualificazione e ora possono giustamente Godiamocela. festeggiare una qualificazione meritata. Naturalmente adesso Primo inizia la vero parte più obiettivo difficile raggiunto del della torneo, squadra. ma questa squadra può arrivare lontano, Che Fabio. belli che siamo. Guarda, il presidente è proprio tranquillo il presidente. Per il presidente era il minimo e si vede, guardatelo, davvero leader. Ha tolto la fascia anche 8,5 Terence, incredibile. La Dinamo perde con la Lazio. Il Venezia passa con 12 punti da imbattuto. E passa anche il Siviglia. E sì, vediamo la Dinamo. Passa come seconda. E adesso vediamo gli abbinamenti. Presto saranno gli abbinamenti della UEFA Europa League. Eccoli qua, sorteggioni. 16esimi di finale. Milan Besiktas 6K Utrecht. Villarreal Braga. Bologna Bordeaux. Bravo Bologna. Galatasaray Shakhtar. L'Ispia, Dinamo Borussia, mamma mia, Vitesse, Wolfsburg, brutto girone per la Fogna, brutto abbinamento. Noi ci becchiamo l'Olympique Marsiglia. L'Olympique Marsiglia, squadra che si può battere ma che è un po' stronza. Slavia Praga Tottenham, Benfica Fiorentina, Leverkusen Chelsea, poteva andare peggio comunque. Andiamo contro l'OM. Chi vince l'assist? Alexandru contro il Chiavo Verona per il best assist. Ok ragazzi, big match con la Juve, big match. Big match. Chi è che scusa l'offerta del City chi? La puttana. No. Devo accettare il rinnovo. Cazzo, mi sono dimenticato a Picella. No. Utrecht, Gervasi, no. Alexandru, River Plate. Così. Rinnovo Zincaro. Shakhtar, Mencarelli. Gai Ludo. Offro rinnovo vecchio. Cannistra niente. Charmi, Swansea, Botafogo, Michelotto, Alerec, Nacional, Alamo, il Sesca, Giangrosso, il Toulouse, Terence, il Caen, Gigi Palla non vuole nessuno, il Bode, il Chicago Fire, per in prestito, ma non ho capito chi il City, ma forse ho letto male io. Beh.
Il veneziano, me l'ho accorto. Ragazzi, questa è da vincere per accorciare sulla Juve. Assolutamente da accorciare. Ai ai ai, Eman lampeggia verso il basso. Eman deve riposare. Brutto colpo di scena. Eman deve riposare. Ai ai ai. Il Duca è in calo, Zincaro in calo e Michelotto torna nel suo ruolo. Alere che dà un turno di riposo per i terzino. Non... però... però Pintus lampeggia, che sfiga. Ho proprio contro la Juve. No. Vai. Ai ai ai. Non succede, ma se succede, speriamo. Ci siamo Però quasi. siamo proprio Il fuori giocatore forma un po' dovrebbe tutti. uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento. Vai ragazzi, con il cuore questa. Questa si deve Oggi si vincere con il affrontano cuore, Michelotto. Venezia e Juventus. Io sono Fabio Alexandro Caresse, ha qui con me tanta c'è Luca responsabilità Marchegiani. adesso, Un saluto anche da parte mia. Speriamo di Il vedere come? una partita interessante. Agi. Luca, Terence. secondo te chi può Il fare la Cume. differenza? Madonna che roba al Io volo. credo Mario Mandzukic. Si parte Forse non è bene. un attaccante molto bello da vedere, ma ha un'efficacia straordinaria per la sua squadra. Lotta su ogni Michelotto pallone, nel suo dà ruolo sempre una originale, lo fa soluzione subito al molto compagno bene. in possesso Il di rumeno. palla, e in una partita come quella di oggi potrà essere decisivo. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. Cerca La di Juve ormai superare la vince da difesa con questo 150 anni il pallone campionato. lungo. Dopo la Juve deve andare a fare il mondiale. Soltanto rimessa laterale qui. Penso sia a dicembre. Gervasi. Mito. Mito la lancia su. Toglie la palla dalla zona rossa. Terence. Barzagli. Chi è in chat qua non ha ancora votato. Appoggia il pallone largo con Ah, non si può, eleganza. forse è già chiusa la votazione. No, niente, scusate. Comunque votate tutti quanti, Prova la per il giocata best nello goal spazio. e il best salvataggio, perché quello che fa Agi è qualcosa di meraviglioso. Adesso basta divagare. Rapido C'è qui il solo. difensore. Ferma il cross Venezia. ma concede l'angolo. Juve. Bravissimo Mito. Il cacciatore delle stelle. La Juventus Michelotto. arriva a questo incontro forte di una striscia di 5 partite in trasferta senza sconfitte. Complimenti Juve, ma perderai questo. Costa ha visto Gervasi, partire il pallone, si è Michelotto, promosso anche bene, Veneziano. ma poi non è riuscito a fare niente. Vediamo se riusciamo ad accorciare qualcosa sulla Juve. Prova Cannistra. a fare tutto da solo. Sospira Pallaggio di su sollievo sugli Cannistra e spalti, sono cominciamo. sicuro anche in E panchina. si comincia. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Michelotto. Grandissimo. Veneziano. Ottimo intervento in tackle nonostante la proprio i situazione di passaggi non sono difficoltà. l'arte del Ha culo. evitato un gol sicuro. La Juventus è al momento la squadra più prolifica del campionato. Terence, madonna, come sta giocando Terence in forma è veramente Cerca da di pallone sfruttare lo d'oro. spazio sulla fascia. Il pallone sbagliato, finisce scusate, l'ho lontanissimo dalla porta. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Veneziano per il Canni. C'è il tiro da lontano. Sono Calma stati ragazzi, graziati dopo aver Calma, siamo perso in palla in 60, maniera grazie a tutti. incredibile. Ha recuperato un'ottima palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. La mette sulla fascia. Alexandro. No ragazzi, Cross. la Juve va a fare il Riceve mondiale in per ottima club con posizione. il Kashima di Rocco, perché ha vinto la Ottima Champions. pressione la sua. Palla a recuperata. dicembre. Attenzione Alamos, il Ottima cavaliere discesa sulla dell'Apocalisse, destra. il vicepresidente per il Continua per ad Alexandro. avanzare verso l'area. Alexandro prova un cross verso il difficile. centro. Tere! Prova No, di testa. gol. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. La Juventus deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Tenta Khedira. Occhio. Buon lancio. Dybala. Prova il cross basso. Dai, no. Dobbiamo fermare sta corsa della Juve. Khedira. Siamo Non è rotti finita. maroni di sta Juve. Tocco preciso. Bravissimo Alexandro, Terence. Cerca spazio. E Veneziano, ecco i recuperi del Cume, però è tanto lontano, è duro, Si deve libera fare un la mezzo grande. cost to cost. Ecco un'occasione Il di Cume va, contropiede. il Cume va e fa la cosa giusta, la passa, ma la passa sbagliata purtroppo. Lo Stanno sappiamo, provando ad Cume allargare il fa gioco. fatica a Gli passarla. attaccanti cercano di Al far massimo uscire i qualche cross difensori ogni tanto, avversari ma- allargandosi vistosamente. Ecco una pippa perché sul fanno passaggio. così tanto movimento allora là Si davanti. vede che manca Sì, Eman Fabio, comunque. vogliono costringere la difesa ad allargarsi in modo da lasciare il Si centro sente la mancanza scoperto, di Eman, per se poi pensiamo a attaccare come è gli spazi. partito Eman. Vediamo solo se ci riusciranno. Vi faccio solo leggere poco, Alice Beck.
il nostro Tognin, Costa. che è Fuori, quello che ha ci sofferto sarà di più del rimessa prestito laterale. finora. Noi li stiamo tutti vicini, li vogliamo anche bene. Non si capisce. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Partita difficilissima. Dybala. Bravo Mito. Non mi aspettavo che calciasse da così lontano. Michelotto. Ci è mancato davvero poco. Il rumeno. Vai rumeno. Prova il filtrante. Poesia in movimento Agi. Per il geometra che la sbaglia. Ciao, ciao Marco, ciao Marco. Lancio lungo del portiere. Palla in profondità sulla fascia. Alex Sandro Cavaliere la recupera. vuole la profondità. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. C'è il lancio lungo. Roba nostra, bravissimo Mito. Cannistra non riesce a prendere di testa. La prende Veneziano però di piede. E il Cume fa un doppio numero. Doppio numero del Cume. Il Cume vuole il gol. Il Cume lo vuole di sinistro. Peccato. Che Grandissima grande giocata però parata. dell'asso Il italiano. portiere ha tirato giù la saracinesca. Occhio ai tanti Vai, centimetri Canni. presenti al centro dell'area di rigore. Il cane la mette in mezzo. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Alamos. Alerek. Tocco Un morbido. passaggio un po' improbabile. Alerek. Palla allontanata senza troppi complimenti. 0-0 al Penzo. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. 0-0 alla fine della prima frazione e speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa Prossimo angolo regalare possiamo emozioni battere e gol Agi. e che così il risultato si sblocchi. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio sente per molto la vincere mancanza del partita, e pittore lo Heyman. spettacolo migliorerà. Che lo mettiamo comunque agli ultimi quarto d'ora magari. Attenzione. Prova il filtrante. No, 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 Occasione no. da rete. No. Grande giocata di Higuain. Api parla con Mencarelli Ha avuto forse. tutto il tempo per coordinarsi, Higuain non a poteva me. sbagliare. La Juve Ecco non cosa si- no, succede a fine ce la lasciare fa spazio sempre. in area a un giocatore come lui. Ma perché nessuno l'ha marcato? La difesa poteva fare molto, molto meglio. Vaffancuore, va, la Juve è imbattibile. Insomma. Bravissimo lui e Imbattibile. bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Il rumeno. Come è entrato in partita. Dai, È stato crediamoci un però. cambio veramente Alamos. azzeccato. Subisce fallo, guadagna calcio di No, punizione. ma non ci credo. Avevo la palla, non ci voglio credere. Non ci credo. Michelotto, Prova la giocata nello spazio. Veneziano. Veneziano, la dà Mencarelli. Quest'anno battiamo meno le grandi comunque. Mencarelli. Intervento al limite, Occhio ma mi che è come l'ha sembrato presa. Non è regolare. fallo, però che intervento. Va al cross. Bellissimo. Ah, niente da fare. Chiede scusa ai compagni, questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Juve fortissima, ha sfruttato l'occasione Barzagli bene. ci mette il piede. Lallana la gioca a sinistra. Chapeau alla Juve che è sempre Pallone prima. morbido verso la fascia. Pallone comodo per il Vediamoci, però. portiere. Mi sembra che Presidente. abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciare. Alamo sarebbe bello ribaltarla, penso che viene giù cercano tutto se la di tenere le ribaltiamo. distanze giuste, rumeno. puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle, proprio per non correre il rischio di farsi superare Attenzione, con il le giocate cavaliere in profondità dell'Apocalisse. o addirittura In nell'uno difficoltà contro uno. Alamos, in difficoltà. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Se ne va, ci mette il Bravo, fisico Gerva. e conquista il pallone. Il rumeno scappa, ma perché? Cambi. Ah, è stanchissimo il rumeno. Mettiamo in campo Pola e Mangai, lo rischiamo. Ma siamo morti tutti. Entra Gigi palla, esce anche Cannistra. Esce Terence ed entra il Duca. Proviamoci. Alexandro la gioca in profondità Alerek. e intercetta opportunamente, visto Cannistra, che l'azione era proprio Terence, ma pericolosa. Terence è distrutto. Siamo arrivati al match con la Juve, gli studi è sempre fortuna, c'è un po' di riposo. Alexandro Dybala, Sarebbe bello ribaltarla, ma siamo troppo stanchi.
Vuole il lancio filtrante. Bravo Mito. Gervasi. La mette sulla fascia. Andava a fare la sponda Comendiano, non ci arriva neanche il Cume. Perché poi c'è la pausa, per fortuna sarebbe stato bello fare almeno un Lichtsteiner. pareggio, però. Barzagli. La spinge in avanti. Apicella. Ottimo intervento. Michelotto. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad Alexandro. anticipare No, l'avversario. Alessandrino mio. Alexandro, prima di uscire. Chiellini. C'è fallo. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, No, è giallo. Il Venezia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Bisogna stare attenti a Gai perché è un contrasto rischioso con Gai messo così male. Vai Gai, entra il pittore, entra l'uomo che sta decidendo tutto in questo momento. Cerca Bravissimo spazio. Gai subito. Veneziano sublime. Vuole la profondità. Era da il Duca che si è però Ottimo fermato. dribbling. Bravissimo C'è il Duca. cross. Palla. Colpisce il Eyman. pallone. Bellissima girata ma non basta. Bernardeschi Alerek. provi la situazione. Michelotto. Gai, che numeri di Gai, peccato. Paolo Ha Di cambiato la partita Gai ci però, ha fatto vedere le sue In un abilità minuto di Gai ha assist cambiato man. tutto. La Juventus sta per ottenere un'altra vittoria, la quarta di fila. Sempre che le cose rimangano 4 così fino vittorie alla di fine. fila, dobbiamo fermare noi, ancora 8 minuti, vai il geometra. azione sulla destra, 13 vediamo geometra, come bravissimo geometra. Ti prego Palla Cume, verso il ti centro prego dell'area. Cume, non ci credo, palla. Lontana. No, palla, ma non puoi farmi ste robe. Alexandro. Lallana. Michelotto, grande recupero, palla di testa, ci prova. La recupera Veneziano. Ancora Mencarelli, morto. Non c'è nessuno in area però. Buono il cross Eyman di testa che ha già segnato la Juve. La difesa fa il suo, allontana la palla. Attenzione Gai! Non ci credo. Non ci credo, Guadagna Gervasi metri. la sbaglia anche. Gervasi recupera. Non meritiamo di perdere, Gai. Finisce qua, E perdiamo l'arbitro dice che può bastare. E questa è stata una prova davvero poco convincente. La squadra ha deluso da diversi punti di vista, soprattutto troppi errori. Juve è Forse ancora nella troppo ripresa hanno forte per accusato un noi. calo fisico e gli avversari sono stati bravi e spietati ad approfittarne. Vediamo se rimaniamo in Champions, addirittura sprofondiamo al 6° posto, ma siamo tutti là. Siamo 1, 2, 3, 4, 5 squadre in un punto. Quindi la lotta Champions è serrata, la Juve ormai è quasi campione già. Dai. Oh, vince Veneziano, sono contento di vincere il gol dell'anno. Grazie ragazzi per chi mi ha votato. Siamo contro la Fiorentina. Abbiamo anche Alamo squalificato, la squadra è stanca ragazzi. Terence rientra e lo mettiamo a destra. Giangrosso, diamo un turno di riposo a Gervasi. Micro, dobbiamo dargli un po' di minuti che ha giocato poco finora. Alexandro Terence, andiamo via così. Ok Dark. Grazie veramente, grazie Agi, fenomeno. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Oggi si affrontano Il Bode è ancora un mese Venezia fuori. e Fiorentina. Babacar. La Fiorentina fa fatica a mantenere il possesso della palla in questo momento. Vai, vai Terence. Non ci arriva Terence, no, non ci arriva purtroppo, non la recupera. E Questa intercetta bisogna vincerla, però, opportunamente, visto che l'azione Bravo era Pintus. pericolosa. Dopo la recupera Saponara. Terence riprova, ma la riperdiamo, ma la recuperiamo Eyman. Deve illuminarci Eyman. Alla fine gli avversari sono riusciti a interrompere l'azione. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Sul E al filo del penso fuorigioco. Tonino. No, 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 Mito! C'è il Meno male ci ha retropassaggio. calzato Babacar. Fallo, nessun Aspetta dubbio. un secondo.
Vai raga. Alexandro. Micro. Palla giocata alta Cambio sulla gioco fascia. di Micro un po' lunga. Si alza la bandierina, fuori gioco. Ciao Fede. Fuori gioco c'è. Prova un traversone dalla tre Veneziano. quarti. La perde Astori. Come. Il Venezia vuole assolutamente rifarsi dopo la sconfitta di misura rimediata nel turno precedente. Babacar la gioca a sinistra, Bravo Pintus. cerca la profondità Allora, sulla perdiamo. fascia. Badeli può tentare la conclusione. Mamma, grande Perfetta Mito. la parata. Beh, qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. E non ci può arrivare. Porca. Raga, pensiamo alla partita. Chiesa. Scusate un attimo ragazzi. Non stiamo giocando bene, eh? E il portiere la fa sua. Lehman. Alexandro la dà a Daniel. Il Venezia non ha mai trovato Daniel neanche la Andrew via Duca. per arrivare alla rete fino a questo momento. Il Duca per il Cume. Buono Ah! filtrante. Astori Raga, concentrazione sulla partita, per piacere. prova a giocarla dentro dalla distanza. Vuole la profondità. Ottimo pallone in Attenzione a profondità. Chiesa. Aia, Ci gol mette gol. la testa. Mito, grande parata, Che forse la grande best save, parata. ucciderà Ha mostrato una Bonacci. gran classe, Mamma mia. un'autentica parata d'istinto questa. Ciao Rocco, buonanotte. Dopo vediamo se vince anche il mondiale. No! Agi. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Dai ragazzuoli, dai. Saponara Giangrosso recupera la perde. decidono di giocarla all'indietro. Sì, Dot. Alexandro. Cerca spazio. Veneziano fa il laccio sul Fallo, Cume, calcio di bruttissimo. punizione. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Mangai. Peccato. Le partite sono sempre a fine stagione ufficiali con la nazionale. Cristiano Biraghi, che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. Vai, il Cume recupera un buon pallone, però crossarla il Arriva nella Cume tre non può da quarti ridere, avversaria. speriamo. Fallaccio ancora sul Cume. Oddio, C'è ancora il fischio rotto. dell'arbitro e fallo. Non è sorte per Veneziano. Ai ai ai, sembra brutto. Brutto l'intervento, adesso inevitabile arriva anche Ricaduta la per il sanzione. Cume. Cartellino giallo per lui. A quanto pare lo scontro Ai di poco ai fa ai è ai stato ai. caro. È Sembra brutto fortunato. farlo, brutto intervento. Incredibile. Calcio di punizione, siamo in posizione defilata. Oh Gervasi. la Ciao palla viene Gervasino. respinta. Cerca di venire più spesso. Perché stai giocando molto bene, ma la tegola del Cume è pesante. Se il Cume è una ricaduta sono dolori, si Dotti. Cerca di superare la difesa con Ridotti, questo bello. pallone lungo. Annata stregata per il talento veneziano. Ritorna in campo il Cume, bisogna vedere dopo. Ai ai ai, non lo vedo Ottima bene. accelerazione sulla sinistra. Come potranno Il sfruttare Cume. questa azione? Non lo vedo bene veneziano. No, sbaglia Pintus. Vedo la squadra un po' terrorizzata dall'idea che possiamo perdere Quindi il Cume vediamo. ancora. Gol. Fuori, Mamma ma per mia. pochi centimetri. Questo è un gran bel tiro.
Credo che il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Stiamo giocando anche molto molto male, meritiamo di perderla questa, Eyman. Alexandro, veneziano. Ci mette il fisico Veneziano non e c'è conquista più. il pallone. Dai Cume, È lanciato scattati, in porta, ma la provaci. difesa ha chiuso bene. Mamma mia il Cume. Cristiano Biraghi. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. La squadra è Cristiano nervosa, ha Biraghi. paura di perdere il suo attaccante. Primo tempo che si conclude dunque qui. Nessun gol, ancora 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Inizia adesso il secondo tempo. E dopo Il l'intervallo Cume in il difficoltà. punteggio è ancora fermo Ho sullo paura che a 0-0. fine partita vediamo l'infortunio, lo sento lento. Saponara. Adesso da mister devo decidere cosa fare, se almeno giocarmi questa o no. Dai Cume, provaci. Prova a passare la difesa scavalcandola con Alexandro. pallone profondo. Il rumeno deve fare un po' Passaggio in meglio avanti. forse, ma va bene. Micro, bravo Micro, quando gioca. Prova a scavalcare il centrocampo con il Che passaggio. tanto fuori forma è stato quest'anno. Azione fallosa, No, nessun dai. dubbio. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Ciao Dark. Non leggo Francone, spero ci sia ancora perché tocca a lui adesso. Tocca a Francone. Veneziano. Prova la giocata nello spazio. La Fiorentina ha ottenuto Attenzione un buon Terence. risultato nella scorsa partita. Terence. Grazie soprattutto all'intelligenza Mamma tattica mia, del Eyman, campione. piedi testa ancora. Sì, mi sembra evidente. Ecco, Ha Francone deciso c'è, di alzare il scaldati, baricentro Francone, della che tra squadra nel poche momento partite giusto. tocca a te. È stata una scelta coraggiosa, ma che alla fine è stata premiata con un risultato positivo. Saponara 54esimo. la mette sulla fascia. Saponara prova il cross. No! Di testa! Mamma È mia. intervenuto bene sul cross che arrivava da dietro. Non ha trovato il gol però. I cross da tre quarti sono difficili da controllare. Si è mosso molto bene e ha effettuato una buona conclusione. E poteva segnare anche stavolta. È evidente che i compagni si Non è neanche affidino stanco. sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Micro. Cerca di mettere un pallone Veneziano, interessante in aria. zoppicando. Cerca spazio. Perché a me sembra stia zoppicando. Terence. Buono il cross tagliato. Chiede scusa ai compagni. Questa palla Sono un po' giù non ha ragazzi, certo se perdiamo il gestita Cume nel ancora migliore per dei modi. tanto sarà dura, Mi sembra che abbiano deciso di non Eyman, forzare il Eyman, pressing per Eyman, non un bagliore di spaventare. luce! Dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle, proprio per non correre il rischio di farsi superare con le giocate Il in Duca. profondità o addirittura nell'1 contro 1. Giangrosso, Grizzly. Dunque rimessa laterale. Note C'è Tognina. movimento lì a bordo campo e dunque cambio in arrivo. Matias Fernandez. Se ne va. Ocio Fernandez fa un bel numero. Micro. Ha provato a fare tutto da solo. La Dai, sua Eyman. iniziativa però non ha dato i frutti Eyman se ne va. sperati. Eyman se ne va. Eyman non lo ferma nessuno. Eyman non lo ferma nessuno. Guy non lo ferma nessuno. Fa tutta l'azione. Babacar, mi sono fidato di- nell'ultima non partita si è con fidato di azione passarla solitaria, al segnato il Cume gol che ha perché portato rotto. L'arbitro No. non ha dubbi, calcio di punizione. Ciao Simo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Tognini. Prova a saltare il Tognini. centrocampo. Ciao Tognini. Babacar ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Matias Fernandez è arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla Veneziano dentro. per Alexandro. Il Cume non ce la fa. Attenzione del Cume con una botta d'orgoglio. Colpisce Veneziano! il pallone. L'orgoglio del campione! L'orgoglio del campione! questa può essere la svolta della L'orgoglio del partita. campione! E io sto qui! E vaffanculo! Che da rotto! Un Puttana gran tiro troia! questo, proprio un gran tiro. Vaffanculo merda! Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. E il risultato si sblocca 1-0. Ma chi altro E poteva li sbloccare il risultato? mi tira È un davvero missile l'arma in terra-aria più che di questa distrugge il squadra. portiere.
Micro. Tekel duro ma efficace. Prova a metterla subito in aria. E porca puttana. Impazzito Api, impazzito il presidente. Vinciamo la partita, altro che la fine partita ancora, ma adesso no, E grazie passa. comunque presidente per questi ingenti sforzi. Badeli. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Bisogna vincerla questa a tutti Attenzione, i costi. grande E chance. Api la recupera. Dopo il bonifico Api la recupera. Terence. Interessante azione sulla fascia destra. Veneziano a Riceve il Terence. passaggio. Terence ci prova. Riceve Micro. in ottima posizione. Micro, Attenzione alla peccato. respinta. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Prova a verticalizzare. Che gol, proprio ha rubato palla come un pazzo. Pochi minuti o addirittura secondi e Terence sarà recupera. finita. Proprio alla fine, raga, proprio alla fine, per piacere vinciamo. Cristiano Biraghi. Per piacere vinciamo. Subisce Veneziano. fallo, guadagna calcio di punizione. Astori. Cristiano Biraghi. No, Biraghi, no. Pallone alto e No, lungo adesso, sulla fascia. vado via, no, adesso. Cross tagliato al No. centro dell'area. Apicella, grazie. Grazie, Api. Il recupero è Alexandro. quasi finito, presto arriverà il fischio dell'arbitro. Terence, bellissima azione, come ce ne andiamo. Alexandro, giocata nello vede il spazio. Cume, vede il Lì può Cume, segnare. è stanchissimo, Prova il a Cume tirare. non ce la fa. Pericolo sventato almeno per Bellissimo ora. assist di Agi. Veneziano ancora. Eyman di tacco, sublime. Terence, Agi. tiro. Madonna, peccato. Finiamo alla grande. E si va a vincere La 1-0, partita è vittoria finita, tutti sotto la pesantissima. doccia. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0 Adesso preghiamo per portarsi a Veneziano casa in il campo. risultato. La Juve vince sempre, ragazzi. Noi siamo sempre quinti in piena lotta Champions, però. E adesso preghiamo. Astuzia per Apicella. Ancora partite ci sono. Era chiaro, non mi ricordo neanche più, cazzo. No. Ok, anche quelli che sono anche in verde. Ok. Meno... No, Mito. Mito fuori un mese. Mito fuori un mese per infortunio. Veneziano per fortuna rimane. Diamo un po' di riposo ad Agi. Mettiamo qua Mencarelli morto. Mettiamo Terence. Andrew in forma. Alexandro c'è. Micro a me è piaciuto, lo riproponiamo. E qua così. Vediamo un turno di riposo al presidente. C'è bisogno. Capitano il Cume. Ok. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli Beh, spogliatoi da un ragazzi, momento cerchiamo di all'altro. vincere anche questa per i Penneci, la zona Oggi si Champions. affrontano Venezia e Cagliari. Vai, Un Canni. saluto da Fabio Caresse e da Luca Canni. Marchegiani che mi Canistra, affiancherà per il commento il tecnico. maestro. Ciao Fabio, sono contento di essere qui con te oggi. Veramente non vorrei essere da nessun'altra parte. Cerca di superare la difesa con questo pallone Bravissimo. lungo. Alexandro. Prova la giocata nello spazio. E alla fine No, si salvano come no. grazie a questo clamoroso errore degli avversari. Ma non ho ben capito cosa sia successo. Sembra che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Era un'ottima occasione. Costringe l'avversario al fallo.
Canni. Alexandro. Prova il filtrante. Bravissimo Alexandro Ecco per il Cume, che filtrante. però non è certamente nella forma massima, per quanto ha fatto un gol epico e fondamentale per la corsa Champions. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Sarebbe una cosa, un sogno andare in Champions, però stiamo ben calmi perché manca troppo. Buon lancio. Cannistra per Veneziano, si sentirà la mancanza di Eyman, ma era troppo messo male. Palla larga in Oh, profondità. brutto questo. Salamon cerca di pescare il compagno là Il davanti. vicepresidente è in conflitto con il Cume, non capisco il perché. In questo momento soprattutto. Verticalizza. Bell'anticipo. Non è un pericolo comportamento da sventato. vicepresidente. Cerca la profondità. Bravissimo sulla Agi, fascia. di prima per Terence. Si libera la grande. Bello, il Tiro. passato bellissimo. E Il Cume la sigla. Un gol importantissimo. Guarda il Cume guarda il Cume come fa, tutta la strada, tutti lo seguono. Incazzato Azione nero il rapida e Cume letale. per il Non bisogna mai trattamento. lasciare spazio a questa squadra per partire in contropiede. Dei Hanno difensori dimostrato avversari che lo più vogliono e più distruggere. volte di essere micidiali in velocità. Il Venezia si porta in vantaggio 1-0. E il Cume la sigla. Ma è la sua natura. Quando la Se squadra ha non mi bisogno, faccio male lui posso c'è. diventare ancora capocannoniere. La mette sulla Cume sinistra. per Daniel Andrew. Sidoti. La mette al centro. Cannistra bellissimo, palla Terence, deve azione approfittarne. sublime, peccato, Agin ha Passaggio in perso, avanti. no, diciamo è arrivata male. Pallonetto. No, porco. Autogol. L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Ma cazzo, non stopparla, lanciarmi, dai. Ma porco. No, c'è poco da ridere, no, Sidoti no, Con allora, l'aiuto degli avversari sono riusciti ad andare in gol. in questo momento non accetto risate su un autogol così. Il Venezia ha vinto la scorsa partita, anche se bisogna dire che è stato un match equilibrato. Veneziano, Veneziano, Veneziano. Ha faticato non Si poco è incazzato per portare a tantissimo casa il il Cume. risultato. Ha fatto uscire subito Sidoti per una C'è risata che non movimento ci lì a stava. bordo campo e dunque cambio in arrivo. La gioca in aria. Veneziano Meglio incazzato nero intervento con tutta la difensivo. squadra comunque in questo momento. Chiede scusa ai compagni, questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Agi, Scodella il cross. Pallone verso l'area di il rigore, Cume, ma il nessuno Cume, è riuscito ad arrivare. il Duca e Colpisce la sua vaffanculo, porta. e vaffanculo, il C'è Duca gol. subito 2-1. E il Duca subito 2-1. Ed ecco il gol partita. Gol di grande opportunismo, sfruttando il E flipper comunque che il si era Cume ha dato creato. fastidio. Grande fiuto del gol in questa azione. Bravissimo Anche no, errore però il la Duca, difesa. tutto il Duca ha fatto, bravissimo Duca. Sono in vantaggio di un gol. Dai cazzo. Sidoti deve capire, è dato una punizione della sostituzione, Marco finisce con questa Capuano, con partita, il lancio in avanti. ma non si ride a po' di autogol. Pallone lungo, ma la Alec. precisione lascia davvero a desiderare. Gervasi, Pallone morbido verso la fascia. bravo Duca, cazzo. Mi è piaciuta sta reazione. Van der Peccato che non è Wiel. più in chat il Duca, Effettua il scrivetelo lancio se sulla volete. fascia. Gran Situazione gol del Duca, spinosa, ma il suo importantissimo. intervento è Il stato Duca ancora. provvidenziale. Veneziano, bravissimo, Buona il la Cume che la dà ad Agi, ma il passaggio è quel che è. Appoggia il pallone largo con Ramos. eleganza. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Bel pallone. Il loro attacco si sacrifica molto. Guarda come Ancora si bravo muovono Duca, verso Duca in l'esterno ripresa, per creare benissimo. spazi. Questa Il non è una rumeno, un soluzione che in grandissimo genere ti piace passaggio molto, che vero? smarca Non Alamos, molto. il cavaliere Non sono mai dell'Apocalisse. stato un grande stimatore di questa tattica. Troppo sul portiere. Soprattutto non mi piace Il l'idea Cume è di proprio una portare cosa via un dall'area po' di impossibile rigore chiaramente fare gli nostro. attaccanti, gli uomini che hanno maggiori capacità di segnare. Non è quello il loro posto in campo, è un lavoro che spetta le ali.
Il portiere la calcia lontano. Sau con il lancio sulla fascia. Attenzione, Sulla Ionita. fascia, è libero. Va al cross. Non Ok, si può dire Micro. certo che questo fosse un cross da manuale, anzi Veneziano. tutt'altro. Ancora i passaggi del Cume sono pietosi. Borriello. Provano a ripartire da dietro. Marco Capuano con la palla alta sulla fascia. Pozzo. Voglio un commento di Sidoti, voglio capire se hai imparato la lezione. Il buon Sidoti. Sentiamo cosa ha da dire Cercano di Sidoti al rilanciare riguardo. l'azione dalle retrovie. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Un'oretta circa, forse qualcosa meno. Bravo Sidoti, così ti voglio. Allarga sulla fascia. Bravo Concorda. Alessandro, Pallone basso in aria. Lo mette fuori. finisce il primo tempo. È stato un bel primo tempo. È stata una bella prestazione nel primo tempo, anche se è sempre imbarazzante incappare in un autogol. 2-1, gran bel primo tempo, 3 gol, tante emozioni. E sicuramente la ripresa non deluderà. Dai ragazzi, Terence. Borriello. Prova a passare No, la difesa, scavalcando Alamos, col pallone calma. profondo. Intervento Mamma a mia. liberare. Veneziano, madonna che numeraccio del Cume, Cerca che la dà spazio. perfettamente a Il Terence. Cagliari ha difeso con forza il proprio allenatore dalle Terence, critiche piovute il gli Cume, addosso in tutti i oddio giorni. che miracolo Credo che mi ha le fatto, critiche palla che sono state parata. rivolte all'allenatore siano fondamentalmente giuste. L'impostazione che ha dato la difesa ha lasciato la squadra scoperta per lunghi tratti della partita e soprattutto non è stato capace di Alessandro. cambiare la sua tattica in corsa. Terence, Salamon. Prova a saltare il centrocampo. vai Terence, Prova la giocata nello spazio. si fa saltare Agi, Vuole la profondità. Pericolo. Cervasi la perde anche lui. Van der Wiel. Cerca il cross in mezzo. No, Borriello. no. Passaggio smarcante. Alec deve bravissimo. segnare. C'è il Ancora fischio si- dell'arbitro e fallo. Si salva comunque Alec per me. Rigore. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. A giudicare da quanto abbiamo visto però c'è ben poco da protestare. Era una situazione di pericolo e sono stati costretti a risolvere il problema con un fallo. Bravo Charlie. Anche se non dovrebbe succedere, a volte è Alec, l'unica soluzione possibile. Terence. Il rumeno, vai La Agi. difesa sta lavorando Poi molto per movimento limitare gli Agi. inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, se attaccano troppo la palla e si fanno superare, gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Ecco che parte il Occhio. cross. Prova il No, filtrante. bravo ancora Alec. Cannistra. Il Prova a Duca. scavalcare la difesa con il pallonetto. C'è una fatica adesso ragazzi. Salamon. La mette sulla fascia. Vuole la profondità. Occio. Prova la giocata Occio, nello no. spazio. E ha sprecato una grande occasione da posizione davvero molto interessante. Era proprio lì, davanti alla Ciao, porta, dottor Puccio. ma ha buttato via l'occasione. Giangrosso. Gervasi. Alamos. Bella palla. Alamos prova un ad allargare il esternazzo gioco. quasi Van der Wiel. giusto, cacchio. Tocco morbido. Alamos Ottimo ancora. intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Togliamo Alessandro che è molto stanco e mettiamo Talismano Michelotto e Gigi Palla per Cannistra. Micro. Decidono di giocarla all'indietro. Cerca di superare la difesa con Stiamo questo pallone calmi lungo. raga, no? Ok Grizzly.
Ciao, mi fa una pazzia, C'è ma anche spazio. buona. E ci sbarcano Occasione per il tutti. contropiede. Ma non ci credo. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Marco Capuano è stato provvidenziale, ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. Alamos Bella palla, ad allargare il gioco. si dotti rimpiange l'errore fatto. Van der Wiel. Salamon cerca la profondità. Van der Wiel. Ancora fuori dall'area. Cerca di lanciare il compagno. Occasione. Bravissimo Conclusione. Alamos. Grande intervento. Questo è un errore che potrebbe davvero costare caro. Credo che avesse troppa fretta di tirare e alla fine ha sbagliato. Doveva mantenere la lucidità. No, beh, Zinccari ha giocato tanto finora quest'anno. C'è il colpo di testa. Supera la linea, gol! Sono tornati in partita. Quando tutto sembrava perduto hanno trovato la forza di reagire e riaprire la gara. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Pavoletti porta a casa la terza rete della stagione. Hanno ritrovato la parità. Questo gol darà loro una grande spinta. E se adesso provassero a vincere la partita? Il fischio finale è vicino. Questa potrebbe essere l'ultima occasione. Prova un traversone dalla tre quarti. Prova a fare tutto da solo. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Se ne va. C'è spazio per calciare. Palla allontanata senza troppi complimenti. Pochissimo tempo a disposizione. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Lungo passaggio in avanti. L'arbitro controlla l'orologio e dice che può bastare, tutti sotto la doccia. Si chiude in parità, tifosi che sembrano soddisfatti. Del resto la gara è stata molto intensa e ha proposto comunque diverse occasioni. Le squadre oggi sono Bruttissimo. scese in campo Sto con la pareggio massima bruttissimo. concentrazione e si sono date battaglia Zona fino Champions si all'ultimo allontana, il minuto. sogno dell'Europa che conta si allontana, di giocare veramente nei palcoscenici incredibili. Si allontana veramente. In realtà no, siamo incredibilmente, sappiamo il Milan, però siamo tutti là, siamo fortunati che le altre pareggiano. Però dovevamo sfruttarla sta occasione. Calciatore dell'anno dell'Asia, vediamo. Taketomi vince il capocannoniere. Peccato per Rocco. Vediamo se è finito il mondiale per club. È arrivato terzo Rocco, con la Juve vince il mondiale, campione del mondo. Il Kashima arriva terzo, complimenti. Vediamo se Rocco ha timbrato il cartellino anche in questa circostanza. Ha fatto un gol, tutti un gol, quindi alla fine è capocannoniere. Incredibile, complimenti a Barocco che veramente ha fatto veramente un buon mondiale. Bravo Rocco. Lazio-Venezia, match Champions League, anche la Lazio è vicina. Diego Rubio vince il campione dell'anno Sud America. Coesione tra Terence e Guy. Il Cume non in forma. Non lo rischio per il momento perché può rompersi. Proviamo Terence in avanti, però non posso rischiarlo, ragazzi. Ok. Facciamo così.
Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare Vai. la loro comparsa sul terreno di gioco. Andiamo Oggi ragazzi si all'Olimpico affrontano senza la Lazio punta e ufficiale Venezia. perché Io purtroppo sono Fabio Caresse, qui con me Veneziano c'è Luca Marchegiani. non Un sta saluto a te, bene Fabio, con e a tutti i l'infortunio che ha telespettatori. avuto, con la quasi Spero di ricaduta. assistere a una partita È piena troppo di gol pericoloso. e spettacolo. E Bravo siamo agli Api, ultimi dai 90 ragazzi. minuti di questa prima metà della stagione. Alessandro, Luca, secondo te chi può fare questa la ultima gara del differenza girone oggi? d'andata. Sceglierei il velocissimo Felipe Anderson, un giocatore che se è in giornata è difficilissimo da marcare per Alessandro. qualsiasi difensore. Vai Oltre Terence, ad Terence è essere uno dei più molto completi, veloce, può ha fare il una ruolo grande d'attaccante. tecnica che gli permette di Vencarelli. essere micidiale nell'uno contro uno. E quando salta l'uomo ha sempre la soluzione giusta, o il tiro in porta o il passaggio per il compagno Zincaro. messo meglio all'interno dell'area di rigore. Gai, Non posso che essere che d'accordo numero con di te. Gai. Cosa ha fatto Gai, mamma mia. Maurizio riesce ad allontanare. No, Temenka. Il Duca. La gioca in aria. Terence, Fa ed è gol. colpire di testa. E c'è Incredibile la rete. Terence, incredibile. Oh. Terence di testa è Bello quasi il più cross, forte ottima quanto il cubo è conclusione. diventato. Ottimo questo colpo Grande di Terence. testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il Adesso pallone era caldo, però, perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Eman Gai. Effettua un cross dalla tre quarti. De Vrij Bravissimo Eman Gai. se ne va. Eman Gai. Bella Per Terence. apertura. Può Per provare. Terence. È stato peccato. splendido l'intervento del portiere. Beh, qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Che giocatore E poteva Terence. segnare anche Che stavolta. giocatore È Terence. evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Si libera la grande. Riceve in ottima No, posizione. no, ancora Può concludere. cagate. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di Musetti. gioco. Zincaro. Prova Gai. la giocata nello Bellissimo spazio. Gai per Terence. Riceve un pallone interessante. Ottimo disimpegno, la spazza via. Daniel. Allarga sulla fascia. Sidoti. Gran Terence colpo di ancora, testa. mamma mia. Occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. Mi ha dato proprio fastidio il pareggio col Cagliari, l'importante è vincere. Prova il filtrante. Cerca spazio. Bravo Sarri. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi Api. tutt'altro. No, Api. C'è un'opportunità. Brutto errore di Api, ma Riesce ad recupera intercettare. Gervasi. Zincaro. Il rumeno. Vuole la profondità. Lo dà Riceve il Terence. passaggio. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Eyman. Qua era difficile per Eyman. Parolo con il lancio in avanti. De Vrij. Bravissimo Duca. È in grande recupero il Duca. E la recupera E anche passa. bene il Duca. C'è spazio per calciare. Bravissimo Duca, Grande altruista occasione. per Terence. A tentativo. Boom. Gol! Due Rete assist del Duca, importantissima. 2 gol di Terence. Oh. E questo gol dà loro ancora maggiore Grande sicurezza. Terence. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Buono, buono. Non 2-0 divaghiamo dunque. ragazzi, 2-0. Un gol determinante, con 2 reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Mamma mia Terence, che giocatore Ha la Terence. possibilità di andare verso la porta. Si libera la grande. Che giocatore Attenzione, Terence. grande chance. No, le dormite, Fede no, Villani, le dormite. Immobile con una grande Madonna, giocata. che visto. Davanti alla porta. Tutto solo. Non poteva sbagliare. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad Sappiamo che approfittare. Terence in attacco può far bene comunque. Immobile. Ha Ma portato il Duca, la sua quota ragazzi, il stagionale Duca- a 7 gol. E adesso Prendiamo ovviamente il troppi gol, distacco però. si riduce. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno No, tutto no il ragazzi, possibile no, da per 2-0 pareggiare. 2-2 chiudo, Cerca spazio. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Ramos, buona per Eyman. Parolo. Lulic. Ottimo passaggio, Orso. deve tirare.
Ciao Chino. Prova a giocarla dentro dalla Terence. distanza. Tocco Vai, preciso. Passaggio in avanti. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era Attenzione pericolosa. Gai. Opportunità di ripartire. Prova la Bellissimo. giocata Gai, nello no, spazio. no. Sulla fascia, è libero. Cross, Non ci credo cumulativo. allontana. Difficile arrivare su un traversone del genere. Prova il filtrante. Recupera Sidoti, bravo Sido. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Tutti a Ciao, prendere un tè Montenero. caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. 2-1, gran bel primo tempo, 3 gol, tante emozioni. Auguri, Matteo E Sacchi. sicuramente la ripresa non deluderà. Vai. Man, tiro della Partiti. domenica. E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Tiro del tutto fuori bersaglio. Tiro molto potente ma impreciso. Terence. Maurizio, Barolo, Immobile. Il Venezia nella partita precedente ha raccolto un pareggio, 2-2 il risultato. Occhio, no. Che intervento. Ancora di Sidoti. Felipe Anderson è arrivato sul pallone ma non riesce a metterla dentro. Cerca spazio. C'è No. spazio, occhio! Immobile! Mamma mia. Ha perso un pallone sanguinoso. Speriamo Per Michelangelo, poco speriamo. non pagavano con il gol. Rami è stato molto attento. Ragazzi, Il stiamo passaggio soffrendo. dell'avversario lasciava a desiderare, è vero, ma lui ha avuto una Zincaro, buona intuizione e ci ha provato. Cerca di sfruttare lo Sidoti. spazio sulla fascia. Cerca cross. Terence. Ed ecco il colpo di testa. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Comunque Immobile lo convoco per la Ci nazionale. hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. È decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Prova la giocata nello spazio. Charmi. Heyman. Prova a saltare il centrocampo. Terence. Palla giocata Che alta ha, sulla Madonna, fascia. col Duca stiamo trovando una meraviglia, oltre che con Heyman. La Lazio ha un'impostazione di gioco ben precisa. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Allora, la difesa non mi sta piacendo. Levo Gervasi per Gian Grosso. Prossimo anno riserva anche Dark però, No, non mi fido. Non mi fido di mettere il come oggi. Ora piuttosto piazziamo Michelotto. Ok. E vai. Speriamo di essere più protetti. Rami. Il Duca ancora per poco. Che si fa Gai? Graziato Gai forse. Guarda, Gai, impazzito Gai. Ammonito Gai. L'arbitro lo giusto? chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio. Bravo. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Ci mette il piede e conquista il pallone. La palla entra in Occhio. Giangrosso appena entrato. Heyman bravissimo. Chiede scuse ai compagni. E Terence se ne Questa va. palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Ottima pressione la sua. Il Palla Duca la recuperata. tira su, meglio tirare Pallone su a sto morbido punto. verso la fascia. Rami. Bravo ancora Duca. Quanto tempo ha Cerca recuperato spazio. il Duca? Heyman per Terence. Terence forse lunga. E invece no. Che azione. Al volo. Michelotto per una cosa senza un senso logic. Avrebbe potuto concludere meglio qui. Sicuramente. Il Venezia ha portato tanti uomini in area di rigore,
non sono comunque riusciti a realizzare. Michelotto di testa, benissimo. Ottimo Michelotto ormai intervento. quando gioca Ha fa visto il sempre bene. pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Parolo prova a crossare da 3/4. Ecco Immobile, la mette sulla sinistra. 72esimo ancora tanto. Soltanto rimessa laterale qui. Prova un traversone dalla 3/4. Mangai. Cerca di Fa superare una la difesa giocata con questo incredibile. pallone lungo. Mamma mia, per poco. La Lazio ha portato tanti uomini nella propria area di rigore. Credo siano stanchi di subire questo continuo bombardamento aereo. Avere tanti uomini a saltare aiuta in queste situazioni. Bravo, Sì, Gai. naturalmente. Felipe Anderson. Immobile, con la palla alta sulla fascia. Bravi ragazzi. Mincarelli. Bravissimo per Terence. Vuole il triplettone Terence. Può provare. No, Tiro davvero qua da si vede che è un dimenticare. attaccante. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Si riparte con un fallo laterale. Eh beh, sì, Grosso sicuramente. I due mediani servono. C'è ancora una rimessa laterale. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Ancora Michelotto, ennesimo recupero. Bravissimo Miche. Prova la giocata Mincarelli nello per spazio. Terence. si Bell'intervento, incazza, l'arbitro ha dice che ragione. non c'è fallo. Cerca l'uomo là davanti. Prova il filtrante. E trova bene il compagno. Vai. No, no, Piccella la perde, non così. Non così, no al 90esimo, no. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Cosa ha salvato non so Pronta chi. conclusione. Qualcuno ha fatto un miracolo, non ho visto Sono chi. stati graziati dopo aver perso palla Vediamo. in maniera incredibile. È stato bravissimo a sfruttare la situazione. Questo Sidoti, significa essere Francesco presenti in Sadoti. campo. Sidoti, concordo. Grande Sidoti. Era gol quello, eh. Questo da best Qualche save, istante secondo sarà me. tutto finito. Vai, Prova la giocata nello spazio. Terence. Continua ad avanzare verso l'area. Terence. Cerca il tiro. Tiro peccato. davvero troppo debole. Che ha fatto Sidoti. Heyman, che è morto praticamente. Michelotto. Il Duca. Sidoti prova a tirarla per C'è il lanciarla tiro al via. volo. Fatto bene. Riescono a mettere fuori. Dai che è finita, cazzo. Piccella la recupera. Heyman la tira Tocco su. morbido. Terence, Salta e va colpisce bene, di va bene. testa. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. E poi, quando la palla arriva così precisa, è difficile Attenzione, non andare Zincaro in la porta. partita di Chopin. E finisce qua, Si 2-1 chiude dunque all'Olimpico. la sfida con Fondamentale il il fischio risultato. dell'arbitro. Sono riusciti Se alla fine a sì, mantenere il portano a casa vantaggio. i 3 punti È col stata dura. Cagliari. La partita è sempre stata in bilico. Alla fine però sorridono loro. Hanno trovato subito le vie del Bravo gol. Sidoti, Poi sono stati Terence, molto 8. bravi a gestire la gara, senza concedere troppo agli avversari. Siamo terzi. Siamo terzi. Siamo terzi. E arriva Francone? Eh sì. Arriva Kaiser Francone. Dybala, Paul e Mangai nella squadra nel mese di dicembre. Grandissimo Paul e Mangai. Primo giorno di mercato e arriva Francone. Si è aggregato Francone. Cannistra para di Daniel Andrew. Eh sì, Cannistra è contento del Duca.
Darkstar migliora. Venezia-Genoa. Il Bode ancora 2 settimane, 3 settimane per Mito Francone. Entrerà nella ripresa. Non carichiamo, allora siamo tutti in straforma, siamo. Alamos. Purtroppo il rumeno. Diamo un'occasione a palla. Francone farà il debutto nella seconda frazione, ma abbiamo i 4 trequartisti tutti in iperforma. Andiamo a vincerla. Vai. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Dai, vogliamo la Champions quest'anno. Oggi si Oltre a far venire affrontano Europa League. Venezia e Genoa. Un saluto da Fabio Caresse e da Luca Marchegiani che mi affiancherà per il commento Appena torna al tecnico. Bode si Ciao ritorna per Fabio, 2 sono punti. contento Però. di essere qui con te oggi. Veramente non vorrei essere da nessun'altra parte. E con questa partita inizia la seconda metà della Vai stagione. Alamos. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci Adesso una vediamo, pezza. potrebbe essere anche Intervento l'ultima. Sì, adesso fondamentale. vediamo un attimo come va. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Gervasi. Vuole la profondità. Il Genoa in questo periodo ha un calendario particolarmente denso di impegni. Sì, è vero, quando devi giocare molte partite di seguito a distanza di pochi giorni, il rischio di Ficella, infortuni bravissimo. aumenta. Bisogna saper dosare le energie, gestire No, tutta la Poppy rosa fa un a errore che non disposizione, capisco da parte dare di anche Api. spazio alle seconde linee. Mamma Charm. Non l'ho capito qua. Vabbè, facciamo l'ultima, dai, vedo che in tanti mi hanno chiesto se è l'ultima partita con debutto di Francone, ci sta, dai. Perché domani anche io torno al lavoro, è una giornata non impegnativa di più, porca trota. Prova a fare tutto da solo. Veneziano. Continua ad avanzare verso l'area. Veneziano. Il giocatore viene fermato opportunamente dalla difesa. Gigi Palla. Il controllo non è stato impeccabile, Zincarelli. per questo ha perso la palla. Eyman. E la difesa sventa il pericolo. Dalla distanza. Prova un traversone dalla tre quarti. Pallone morbido verso la fascia. Pallonetto. Bella apertura. Apicella, ancora errore di È Apicella, riuscito a secondo passare. errore. Il Venezia si la cava anche con Api. un pizzico di fortuna. Grandissimo. Grazie Luca Ottimo Zanetti. intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Decidono di giocarla all'indietro. Gigi Palla. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Veneziano la recupera. Sì, no, forse no. Passaggio in avanti. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Prova il filtrante. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Bravi Api, dai. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Emangai la recupera benissimo, grande Emangai. Emangai se ne va il nostro 10. Qui può Musica e partire magia, contropiede. Eyman, come d'incanto Il Eyman, pallone come sulla d'incanto sinistra, ora Eyman. cosa succederà? Come d'incanto Eyman, bravissimo. Non ve- Ottimo disimpegno, lo spazio Come non ci arriva Gervasi, Rodolfo. Emangai. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Mincarelli. Oh, Emangai. La Palla. conclusione. Madonna Gigi, niente, Gigi non vuole segnare. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Palla. Il portiere la calcia lontano. L'azione Api. si stava facendo pericolosa, ma Minca. ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Mincarelli. Palla. Prova a saltare Tango il a centrocampo. Veneziano, a Gai. Prova la giocata Bravissimo dello Gai al spazio. Duca. Il Duca sta giocando C'è da Dio. spazio per Il calciare. Duca. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Ottimo disimpegno, fondamentale. L'Axalt. Eyman, ancora Eyman, ancora Ottima Eyman. progressione, palla al piede.
E ancora Heyman che la recupera. Cerca la Mamma mia, profondità Heyman, sulla ragazzi. fascia. Quindi Heyman prova un Aguiar tiro un po' impossibile, però non male. libera tempestivamente. Laxal Siamo già al cerca la 40°, profondità. Tocco morbido. C'è il lancio, grande intuizione. Quintus. Cerca spazio. Bell'anticipo, pericolo sventato. Ottimo il fraseggio. Apicella. Buona Zincaro. la profondità. Ah, peccato. E l'arbitro manda tutti a prendere un teccato. Si chiude così il primo tempo. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 il primo tempo. Ho un'idea, proviamo tanto. Debutto di Francone, togliamo Mencarelli. Adesso vediamo, voglio provare una cosa nuova. Mettiamo no, facciamo così, sì. Palla, Heyman. No, non possiamo. Non si può, non si può. Tre trequartisti con due attaccanti è troppo. Dobbiamo togliere Gigi e mettere Terence. Andiamo con 2 punti, era tanto che non giochiamo, mi mancano troppo. Ed entra Kaiser Frank, debutto per Kaiser Frank. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Vediamo come si comporta questo attaccante, Il non Venezia fortissimo ha fatto la tecnicamente, ma una partita, bestia ha avuto più occasioni, fisicamente. sta affrontando la gara Il nel modo Panzer, giusto. Terence. Certo, se la situazione di parità Veneziano. non si sblocca potrebbe Veneziano anche è iniziare contento ad a giocare anche a 2 innervosirsi punti e a perché perdere la concentrazione. Deve 2 continuare a punti sono spingere e fondamentali. portarsi subito in vantaggio. Il Duca. Ci prova! Il primo tiro di Ha perso Francone. un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il È gol. arrivato Francone. Un attaccante potente, non velocissimo. Prova la giocata nello spazio. Il Cume l'ha già salutato, ha fatto il bocca al lupo. Prova il cross basso. Mamma mia, Gervasi ha fatto una cosa Nessuno illegale in dei 12 compagni stati, da poteva quanto è bella. Terence, bisogna vincerla questa Interessante Terence. azione sulla fascia destra. Abbiamo 2 attaccanti pesanti adesso. Palla larga in profondità. Veneziano, bellissimo per Terence. Attenzione Francone! Mamma, come poteva Allontana il debuttare pericolo. Francone. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Zincaro. Terence. Il Genoa si trova in una Terence. situazione delicata. Il tecnico è sotto accusa a Fallo. causa di alcune scelte discutibili. Sembra però avere ancora la fiducia della società. Io Fabio solitamente Sì, diciamo che odio noi rientrerà criticare gli Rocco. allenatori, ma spesso Metteremo sono sempre messi attaccante, sotto diciamo mai accusa anche due quando non punte hanno o un colpa. Bode. Soprattutto è facile parlare Cioè, col senno del poi. Con Rocco uno Però oggi mi potente, sento di dire col che le Cume uno decisioni medio, del ecco, mai tecnico due sono due state bravi indifendibili. Palla sulle in palle alte profondità perché sulla serve fascia. sempre uno po' più veloce. Terence. E passa. Terence. Ecco il Terence, cross. il Prova Cume. di testa. Ha Gol! segnato. Incornata di Veneziano che fa capire a Francone che è solo lui, che c'è È solo intervenuto lui. molto bene sul cross. Grande colpo di testa il suo. Grandissimo Questo è un Cume. colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone No, preciso. Barocco è Niente un da clone fare per il perché lui vuole portiere. imitarmi, ma Barocco è veloce. Vedo un più movimento a tecnico. bordo campo. Grande Sì, ci Terence sarà per dunque un l'assist, ma il cambio Cume fra qualche esplode. istante. E il risultato si sblocca 1-0. Ma chi altro poteva Attaccanti sbloccare come il il Kaiser risultato? non ne abbiamo, È davvero l'arma Cioè, in il più di Cume questa diciamo è squadra. simile perché è bravo di testa, però è più Prova potente. il filtrante. Francone. Francone. Occasione. Si Francone. libera. Tiro da dimenticare. Un contropiede Peccato. molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Appoggia il Occhio. pallone largo con eleganza. Bravissimo Heyman, cosa Genoa fa ha Heyman? un'impostazione di gioco ben precisa che Sento cerca poco di Alessandro, sfruttare al forse è andato massimo via, non le l'ho fasce visto, mi sembra laterali. Eh sì, in però. effetti tentano spesso di Il sfondare nostro sugli mito. esterni. Esatto, hai Grande ragione, Alessandro, che cercano si è di fatto ancora i sfruttare best. tutta l'ampiezza del campo Devono per creare l'albo disinibire la d'oro. difesa avversaria Gai. e per creare pericoli partendo dalle fasce. C'è Fallo sul fallo. Cume, bruttissima gomitata. Brutto l'intervento. Adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Grande butto del Kaiser. Zincaro. La mette Per sulla Daniel Andrew sinistra. il Duca. Sta giocando un calcio scintillante Se ne il va. Duca. Ecco che parte il cross.
Veneziano, peccato che Allontana il Terence pallone. c'era. Bravissimo Zincaro, quella da Nasdaq. Decide di sfruttare la fascia. Terence. Al Cume, il Trova il Cume chiama compagno. Francone. È scattato con un Era tempismo falletto questo perfetto. però. E Mangai, Si coordina Francone. per il tiro. Molto lontana la Mare sua Francone conclusione sul dallo tiro, deve specchio della rimediare un porta. po'. Sta coppia mi gasa. Francone diciamo che non sono i tiri così il suo punto forte. Devo un attimo conoscerlo Francone. Guardaline alza la bandierina. Zincare qualcosa che va al di là. È qualcosa che va al di là. Comunque questa è l'ultima, sì, raga. Man bravissimo. Francone. Vuole la Francone profondità. lancia Prova con la palla Veneziano. filtrante. Ancora Francone. Il Cume stanchetto. Ottimo disimpegno, fondamentale. Pone Mangai. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Il Genoa ha deciso di aumentare la densità in mezzo Gervasi. all'area. Sì, proprio così. Credo Prossimo vogliano limitare live i danni penso sui cross e le palle alte. non piazzando domani un sacco di uomini in mezzo ma all'area di giovedì. rigore. No! Stasera la sicurezza Vediamo non che un è po' le mai statistiche, troppa. gol, assist della squadra. Daniel, Alamos. Niente da fare, non passa. Alamos. Prova la giocata nello spazio. Francone. C'è l'opportunità per il Veneziano, vede Terence che Prova si è il fatto una filtrante. pattona Ha la super possibilità Terence. di andare verso Terence la il porta. Cume. Occhio alla conclusione. Palla dentro, c'è il gol. Ora doppio vantaggio per loro. Doppietta del Cume. Assist per Hanno Terence. lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo e infatti sono stati puniti. No, forse La tripletta del difesa non Cume. può No, permettersi impossibile, di lasciare due gol, tanta no, libertà a un giocatore come Stavo lui. pensando alla Andava partita marcato precedente. stretto. Eyman. E si riparte da un netto 2-0. Eyman. Francone, peccato. Ci mette il fisico e conquista Grandissimo il ancora pallone. Eyman. La butta in mezzo. Quanto è cresciuto anche fisicamente Eyman. Andrea Bertolacci. Pandev. E passa. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Sì, Maurizio, assolutamente. L'arbitro Francone. lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio, bravo. Il Cume è un po' oscurato, Francone. Ma qualcosa di buono l'abbiamo già visto da parte del Kaiser. Cerca spazio. Terence. Cerca la fondo, palla al piede. Terence è leggermente disumano. Può cacciare la rete. Terence Si libera è la grande. disumano. Peccato. Gioca una palla lunga. Ottima pressione la sua. Zincaro. Palla recuperata. Quando andavano tutte le Allarga frecce sulla su, fascia. sono dolori. Grande Terence. movimento nello spazio. Palla allontanata senza troppi complimenti. Se vinco il capocannonieri è con 3 mesi fuori, ciao. Il Duca. Chance per tirare. Terence. Veneziano! Grande Mamma parata Veneziano ha gli occhi dell'estremo iniettati di difensore. cazzo. Ha mostrato una Cioè, gran nel senso classe, di cazzi, non nel senso cazzi, un'autentica ma proprio parata di di istinto incazzatura. questa. Non so come definire, ragazzi, scusate. Gai. Veneziano di rapina. Colpisce. Un po' In una questo cagata. esatto momento l'arbitro dice che può bastare. C'è il fischio finale. E si vince Una 2-0, vittoria ragazzi. assolutamente Chiediamo bene meritata. Sono scesi in campo la concentrati, live. si è visto subito, hanno dato il massimo. Adesso possono Vediamo risultare. Francone quanto Abbiamo prende. assistito oggi a un capolavoro tattico, difesa alta, squadra molto corta. Perfetto, la Juve ora vince tutte la Juve. Però il Venezia si sta stabilizzando al terzo posto. Calma, gran calma. Però la Champions non è così impossibile. Grazie Api, grazie Presidente. Adesso c'è la team cazzo e tocca a noi col Napoli al terzo turno. In Coppa Italia facciamo riposare Veneziano sicuramente, mettiamo titolare Francone. Ma questa è un'altra storia, ragazzi. È impazzito Api, lo sappiamo, Api è impazzito, l'unico uomo che dona da sponsor, signori, questo è Api. Questo è Api, altro che la pizza, dovrò pagargli una cena a Venezia a base di mignotte probabilmente, però è giusto così. Ragazzi, notte a tutti. È stata veramente una live stupenda con Barocco che ha vinto già un capocannonieri del mondiale per club e
la Champions League asiatica. Notte a tutti ragazzi, attenzione, il Conte si rimette e va all'Eister e niente, e vi saluto così. Ragazzi, ma Paul Heyman cosa sta diventando? Paul Mangai, l'uomo dei sogni. Notte raga, firmato il primo fans di Paul Francis Ford Heyman. Notte raga, un abbraccio.